cercare, collegare, connettere queste informazioni, quindi per comprendere meglio il messaggio. Questo reticolo di relazioni si chiama contesto. Fondamentalmente quello che noi insegniamo relativamente al contesto, contextus, quindi connessione, un termine molto comune, da contexere, intrecciare, ma anche contextu, tutto ciò che sta intorno al testo. Perché dico questo? Facendo un po', chiedendo naturalmente la clemenza dell'uditorio, facendo un po' il lezioso, perché questo è fondamentalmente l'orientamento di senso, fondamento epistemologico un po' troppo difficile, un po' troppo forte, che noi della consulta abbiamo pensato quando abbiamo ragionato esattamente su queste due importanti sessioni. Cioè senza contesto, che è un dato strutturale, non è data la comunicazione letteraria. E quindi per comprendere quel messaggio bisogna calarsi non solo dentro la specificità del testo, il contesto linguistico o situazionale, ma anche e soprattutto il contesto culturale. Quindi gli orientamenti del pensiero, i linguaggi dell'arte e naturalmente i codici culturali. E di questo abbiamo parlato stamattina e di questo continueremo a parlare stasera con il professor, inizierà Francisco Sedda, che è professore di semiotica all'Università di Cagliari, è stato visiting professor presso la Harvard University e la Pontificia Università di San Paolo. Fra i suoi più recenti libri a tema sardo, ricordo, tra i tanti lavori, Tradurre la tradizione, Sardegna, Zuballo, i corpi e la cultura del 2019, quindi sto parlando dei più importanti lavori del professor Sedda a partire dal 2019, Il sogno del falco, quindi il codice nascosto nell'opera di un grande scrittore, cioè di Sergio Asseni del 2020, e poi lo abbiamo anche sperimentato durante la pausa su Porceddu, Storia di un piatto, racconto di un popolo, sempre del 2020. Il professor Sedda ci parlerà, scrivere il titolo della sua relazione è Scrivere l'identità personale e collettiva, frammenti di biografia delediana. La parola al professor Sedda. Grazie. Mi sente? Grazie Dino. Sentite? Grande piacere, grande onore poter portare un contributo a queste giornate delediane. Ci tengo però, insomma, per onestà e per umiltà, insomma, tanto a specificare non soltanto che non sono uno studioso di letteratura, non nel senso, diciamo così, competente come lo siete, insomma, molti di voi, ma soprattutto che non mi sono mai cimentato in modo approfondito sulla Deledda. Dunque questo convegno mi dà l'occasione per iniziare a farlo. Chiaramente quello che vi mostrerò è un abbozzo così di ragionamento che spero possa essere utile e interessante. Sicuramente insomma, mi rendo conto che darà soltanto dei lineamenti, diciamo così, delle piste che mi sono parse interessanti e che però potrebbero, spero, suscitino non solo curiosità ma anche critiche e motivi di confronto. Allora, la mia idea, proprio per cercare di navigare a vista e insomma, e anche provare a fare quel lavoro sulle relazioni di cui parlava molto correttamente Dino Manca un attimo fa, ma di farlo partendo da delle formazioni semiotiche che fossero in qualche modo gestibili, anche compatibilmente con i tempi che abbiamo. Allora, per fare questo io ho provato a lavorare in modo differenziale, mettendo insieme due testualità dense che proverò a mettere in parallelo e a vedere come ci parlano della
appunto di questa trama ampia di relazioni che passa attraverso i testi e che dentro i testi in qualche misura si ricrea. I testi per me sono dei luoghi agonistici, sono dei luoghi in cui succedono cose, in cui la realtà cambia, prende forma e chiaramente si percola, in qualche modo si solidifica lì dentro, e dunque dentro quei cristalli noi possiamo intravedere strutture più complesse. Quali sono questi due testi che ho scelto? Sono, da un lato, proprio perché ho preso come centro il tema della biografia, da un lato lo capite, c'è Cosima. E Cosima chiude in qualche modo la parabola dell'Ediana, la chiude postuma. Poi Dino, insomma, ci ha studiato, non c'è la scritta fine alla fine, però in qualche modo il testo, diciamo, la storia è chiusa lì. Non è finita perché c'erano troppi errori, era da rivedere, a meno che non ci sia in quel non voler mettere una fine un qualche senso metafisico, ma non mi azzardo a sostenere questa ipotesi, non in questo contesto. Dunque c'è Cosima. E Cosima, lo sapete, è, insomma, ha un arco temporale che in buona parte coincide, e questo è il secondo corpus che voglio mettere in parallelo, in tensione, con le lettere che, ovviamente, Deledda scambia lettere in modo parossistico, ma io scelgo quelle con De Gubernatis. E dunque, diciamo, mettere in parallelo Cosima con le lettere spedite a De Gubernatis, e in particolar modo lo vedremo 1892-1895 con una piccola punta al 1900 e capirete perché. Qual è il primo, in mezzo alle tante cose chiaramente che si possono dire e che sono già state dette, dunque io ho provato a cercare una cosa minimamente originale, poi probabilmente qualcuno l'ha già fatta e questa è una ripetizione. Ho provato a usare i nomi, il tema del nome, che non devo insegnarlo o ricordarlo, è uno dei grandi luoghi della soggettività, in cui si esprime, cioè, l'attestazione di sé, avrebbe detto Paul Ricoeur, cioè quando noi scegliamo un nome stiamo dicendo chi siamo e come ci situiamo. E il nome proprio, diceva Lotman, è al crocevia fra l'identità personale e quella collettiva, per cui a me mi è sembrato interessante utilizzare i nomi come una sorta di sensore, di luogo, diciamo, di tracciatura di trasformazioni, di conflitti, di questioni risolte o irrisolte, come vedremo. E inizio con questo diagramma. Allora, da un lato abbiamo Cosima, probabilmente 1931-36, dall'altro abbiamo, come vi dicevo, l'epistolario che inizia con la Deledda che si firma Grazia Deledda o G. Deledda, 14 aprile 1892, la prima lettera. Ovviamente sappiamo che c'è qualcosa che unisce questi due nomi, ne sembra chi non conoscesse, diciamo, in dettaglio la biografia potrebbe sembrare Cosima una scelta avulsa da Grazia Deledda, invece sappiamo che all'anagrafe 1871 il nome completo di Grazia Deledda è Grazia Maria Cosima Damiana Deledda. Dunque in realtà c'è qualcosa che tiene assieme i due e crea un ponte, ma a me interessa cosa succede dopo queste prime lettere, perché nello svilupparsi di questa corrispondenza epistolare che diventa una corrispondenza amicale, la Deledda inizia a firmarsi Grazia. Più la cosa va avanti e si fa intima, e sapete con anche degli scivolamenti che poi diventeranno complessi da gestire, e trovate a un certo punto che si firma Grazietta e scrive sotto la firma: questo è il mio vero nome. Vedete come le soggettività ogni tanto rivendicano una verità che nega in qualche modo la verità precedente, che era vera uguale, ma in qualche misura la ricusano. Perché? Perché lei lì c'è qualcosa che succede in questa fase, gli dice: vi voglio bene come un nuovo padre. E qua scatta anche tutto il grande, complesso, straziante rapporto fra De Gubernatis, che vorrebbe essere amato come un amante, e la Deledda, che lo ama come un padre. Nel mezzo di questa difficile anche relazione interpersonale, a un certo punto lei si firma Deledda, 13 febbraio 94. Perché? Si capisce, dice: la vostra lettera mi ha profondamente mortificato. È successo qualcosa che riguarda non soltanto la loro relazione interpersonale, ma anche la progettualità
rispetto a cui sono entrambi coinvolti, cioè la rivista, insomma, per le tradizioni popolari e dunque, diciamo, il tipo di aspettativa reciproca che si è creata anche a livello intellettuale. E in questa fase la Deledda scrive un passaggio secondo me fondamentale perché ci svela, per così dire, una crisi interiore. Nella lettera seguente, il 20 febbraio 1894, gli dice: una è Grazia Deledda, l'altra è Grazietta. Vi scriverà Grazia soltanto d'ora in avanti. Cioè si apre una sorta di frattura interiore e scopriamo sì che Grazietta era più vera, però forse Grazietta non deve vincere, non può vincere. Chi deve vincere è Grazia. E lei lo espone questo conflitto interiore, se ne carica. Questo conflitto interiore però non è puramente psicologico, è un conflitto anche di identità collettiva. Guardate la frase sotto. Insieme, quando gli dice che non deve più vincere Grazietta, gli dice: non parliamo più di Sardi né di Sardegna, io sono italiana, come siete italiano voi. E che cos'è che ricusa in questo momento? Sono 2 anni densissimi, poi io sto semplificando molto. Cos'è che ricusa? Ricusa tutta una storia precedente, di cui qui vi riporto alcuni stralci, ma molti sono famosissimi, li conoscete già. Scrivo da 4 anni, gli dice appena si presenta: il mio sogno, la mia idea, per non dire il mio ideale, è di fare un giorno qualche poco di bene al mio paese, alla mia terra sconosciuta, dimenticata, dilaniata dalla miseria e dall'ignoranza. Gli dice: sì, amo molto la Sardegna, posso anzi dire che è il mio più grande amore. Poi arriva addirittura delle prese di posizione quasi politiche. I sardi hanno il torto di gridare contro il governo aspettando da oltremare un aiuto che non verrà mai. Per cui vedete c'è come possiamo dire, un grumo forte se l'oggetto di valore si direbbe nella semiotica strutturale è l'amore per la Sardegna, è la Sardegna che deve essere riscattata, e l'hanno descritto molto bene nelle relazioni di questa mattina Dino Manca e altri. Costa, per esempio, è il modello dell'amor patrio in scrittura. Guardate, mi soffermo sul tema amor patrio perché il termine patria è uno dei grandi snodi di queste lettere, perché è evidente che la patria è la Sardegna, ma contemporaneamente a volte anche l'Italia, di meno è più la Sardegna. E c'è questa ambiguità che nella giovanissima è lì come anche un elemento, come possiamo dire, di snodo. Ed è lì anche nel momento in cui lei parla della figura del padre che muore nel novembre del 1892 e che lei vedeva come un modello di impegno per la Sardegna. Dunque vedete, in questo momento di crisi quello che si rompe e quello che lei in qualche misura sembra ricusare è esattamente questa centralità della Sardegna. Io direi abbiamo dentro, nella sismografia che i nomi ci consentono di leggere, dentro le lettere, il passaggio da un vecchio amore ad un nuovo amore. Se voi dite: ma no, ma come? Ma la Deledda, poi la Sardegna. Certo, sto dicendo quello, ma sto dicendo qualcosa un po' come forse diceva Cirese, come a parte si è ripetuto, che lei inizia ad oggettivare il suo sguardo. E qui lo dico subito perché intanto varrebbe anche come conclusione, ma l'anticipo, che qui c'è anche il grande e forse irrisolvibile dilemma della grande ambivalenza sulla sincerità della Deledda. Cioè la Deledda a un certo punto gli dice: io posso anche andarmene via, tanto lo so che io camperò soltanto dalla Sardegna, che io potrò soltanto scrivere di questa terra, dovunque io vada potrò scrivere solo di quello. E qui possiamo leggerci tanto la capacità di immedesimarsi in questo progetto, che poi è quella che la porterà al Nobel e che il Nobel gli riconoscerà di aver rappresentato l'anima del suo popolo sotto veste universale, e dall'altro lato invece l'idea un po' più ciresiana vabbè, per avere un pubblico che non fosse quello della piccola terra, devo in qualche modo tradurre e smussare quella diversità e renderla leggibile verso l'esterno. È chiaro che se noi tendiamo verso un'oggettivazione dello sguardo, cioè di Grazia che guarda Grazietta, tendiamo più sul secondo. Se diamo un po' più fede a Grazietta, tendiamo un po' più verso il primo. In queste lettere, in questo frangente, lei si distacca fortemente. E guardate,
da questo punto di vista, e se lo posso dire diversamente, è un po' come il passaggio dalla patria al padre. Cioè lei sta cercando un padre, di fatto. Cioè lascia una patria, un amor di patria, per cercare un padre che la ami. E chiede costantemente a De Gubernatis di amarla come una figlia. Arriva a dire babbino mio. I passaggi possono suonare anche patetici a volte. Io vi guardo dal basso verso l'alto con le braccia, la sua piccola Grazia, prendetemi in braccio, baciatemi sulla fronte. Quante volte ricorre il termine baciatemi sulla fronte e così via. Allora c'è questa frattura che si compie e da qui c'è Grazia. Da qui in poi c'è Grazia, però dentro il discorso di Grazia, in maniera un po' dostoevskiana o bakhtiniana, ci sono un sacco di voci che entrano. A un certo punto lei gli dice che si è firmata Fea per un racconto e subito dice io sono brutta. Fea in sardo chiaramente è brutta. Dopodiché però la lettera dopo dice no, però non sono proprio brutta, perché insomma sappiamo che Grazia era diciamo abbastanza convinta di sé, per cui diciamo lancia e riprende. Ma guardate cosa succede dopo. A un certo punto entra in una parentesi, veramente il mio nome in nostra lingua torna ad essere Grazia. E io nei testi che ho analizzato, poi voi mi correggerete, spero che ci siano altre occorrenze, ma per me questo è un apax. È la prima volta che lei utilizza lingua per il sardo. Tutte le altre volte è dialetto. Nei testi che ho analizzato io, ripeto, per cui De Gubernatis, lettera De Gubernatis è così. E guardate come qui in qualche modo entra un'altra soggettività ancora, un altro nome, che tra l'altro è il nome quantitativamente probabilmente più utilizzato, perché in un ambiente sardofono, come quello in cui lei viveva, probabilmente tutti la chiamano Grazia. Infatti lei sta raccontando di uno spasimante che è arrivato a casa insieme a delle amiche, che un po' assomiglia a Fortunio, e che la chiama Grazia. Grazia, ma ita se fa gente. Poi non mi stima, probabilmente gli parla così. Però è Grazia che firma, è Grazia che in una parentesi convoca Grazia, però poi Grazia scompare. È una possibilità di soggettività che guarda caso si chiama presso un innalzamento del sardo da dialetto a lingua, che rimane come una virtualità che non si realizza. E poi c'è chi la chiama, la piccola e caparbia e superba Grazietta, come mi chiama Stanis Manca? Vedete, Grazietta ritorna, ma non si chiama lei, non la chiama chiaramente De Gubernatis, la chiama Stanis Manca. E poi per te mi vestirò come una regina con il più bel costume della Sardegna, sarò la piccola Eleonora d'Arborea. Su questo ci torneremo. Vedete come entrano altre autonominazioni, altre attestazioni di sé. E poi arriva addirittura a firmarsi Sradda, che è un personaggio di De Gubernatis, e lei lo assume davanti ad un'altra crisi. Quante cose cattive avrei pensato di me, della tua piccola Sradda. Perché? Cos'è successo? È successo che De Gubernatis, io non so, ma che fine hanno fatto le lettere di De Gubernatis? Io le vorrei leggere. Comunque, desumo, lui la umilia. La umilia perché i sardi non hanno pagato le quote di abbonamento alla rivista italiana. E lei, per un attimo, sembra mandarcelo. Dopodiché, invece, vince Sradda. Che cos'è Sradda nella teoria buddista? È la perseveranza, nell'aver fede, nell'essere costante. E lei cosa gli dice? C'è il problema siamo noi sardi. Dice i sardi non vogliono concorrere in nessun modo ad un'opera continentale. Perché? Perché c'è stata la guerra dei dazi, la guerra delle tariffe, la Sardegna è stata messa in ginocchio da una scelta politica che favorisce il nord Italia. Dice addirittura i separantisti, specie strana di repubblicani sardi, fanno furori. Per cui dice nessuno vuol sapere di dare soldi a una rivista italiana. È un momento, vedi, irrompe nuovamente un tema politico, però lei cosa fa? Attraverso Sradda gli conferma addirittura l'assunzione di un'identità che è un personaggio, lei diventa un personaggio di De Gubernatis. Immaginatevi in questo caso quanto è forte il simulacro, cioè lei praticamente prende una posizione dentro un racconto altrui, pur di confermare che davanti a un nuovo conflitto che si sta aprendo, lei sceglie lui rispetto alla Sardegna. Addirittura poco dopo lo sogna, dice di un sogno dove vede il re d'Italia, le ragazze gli dicono ma quello è il re d'Italia,
e dopodiché il re d'Italia le parla e dice: ma no, sono De Gubernatis. Immaginatevi qual è il livello di anche politicità di tutti questi giochi di simulacri che si stanno incastrando. Davanti a una terza crisi si firma G. Deled, 1894, dice: la tua penultima lettera mi ha profondamente offeso, perché De Gubernatis ha detto: vabbè, mi hai rotto con questa storia dei tuoi amanti che non risolvi, non quagli con Rava, non quagli con Stanis Manca, con Pirò, non quagli con nessuno, ci penso Deo. E invece lei dice: appago perché io sono una donna indipendente, mi hai offeso, stesia lì. E la ricompongo. E poi grazie al 1895. Poi se andiamo lei ancora a Cagliari, tanto vedete che scorre laterale Cosima. Cosima è tutto Cosima. Cioè tutto questo non c'è in Cosima. C'è tutto questo gioco di potenzialità, non c'è in Cosima, c'è solo Cosima. E non c'è neanche quando va a Cagliari e continua a essere Cosima, mentre invece nelle lettere diventa Grazia delle Dammadesani. Non so se vedete sotto, sì, si vede benissimo, grazie mille. Roma 1900, com'è che si conclude, se vogliamo uscire da queste testualità, questo rapporto complesso? Beh, si conclude con un nome, un altro nome, Angelo Sardus, che lei dà al primo figlio il nome di Angelo De Gubernatis e il nome della Sardegna. Sardegna viene dopo. Poi in realtà, però lo sapete, perché non era sempre Sardus, Sardusino. Per cui vedete ancora una volta quanto è complesso questo affare. Chiaramente è un abbozzo di analisi e poi insomma, ci tornerò magari per gli atti, insomma, vedremo anche con i vostri critici. Secondo, ovviamente questi tre pezzi sono correlati, però insomma per comodità li ho un po' spezzati. Corpo della storia. Ritorno dalla piccola Eleonora. Piccola Eleonora secondo me condensa due cose importantissime, la storia e il corpo. Sono due grandi temi. Partiamo da Eleonora. Una delle prime lettere del Gubernatis c'è Vertex, una poesia iperpatriottica sarda, che al cuore cosa c'ha? Fiera nel manto giudicale, ligneo sguardo pieno di senne di fortezza. Mi passereste accanto, o degna figlia di Mariano, grande Eleonora, che attraverso i tempi ispirate al mio spirito tanto amore, con la vostra ferrea e gentil mano carezzereste la mia pallida fronte prona e stanca, che ai vostri tempi avrebbe cinto l'elmo per pugnare con voi contro i nemici della Sardegna. Cioè si sente una nuova Eleonora. E gli dice: io fossi vissuta nel Medioevo, sarei stata con te a combattere contro il dominatore. Tra l'altro guardate, 1881, e qua c'è veramente, vi dico, il termine patria è fondamentale. Per questo io, vedete, non uso quasi mai regione, perché è anacronistico usare regione per questo periodo, lo usano una volta sola. Per questo io direi anche noi come comunità di intellettuali, visto che siamo tanto attenti agli anacronismi, regione regionale in questa fase non torna, non aiuta a capire. Anche agli studenti, secondo me, li mandiamo un po' fuori strada, perché pensano che c'era già la regione autonoma, non è così. All'epoca siamo ancora in un momento in cui quasi tutti gli intellettuali sardi sentono patriottici, poi hanno il problema di come gestire questo patriottismo sardo rispetto alla formazione di una patria italiana e di una nazione italiana. Ma quello è il nodo, quello è uno dei grandi nodi, e la Deledda lo vive con una chiarezza estrema da 21enne, da 22enne, e addirittura si medesima con Eleonora d'Arborea. E vi dicevo, patria qui è notevole, perché se vi ricordate 1881 viene eretta la statua di Eleonora d'Arborea ad Oristano, viene vista come un'eroina patriottica, ma se andate a vedere le odi ci sono di un'ambiguità assoluta, perché era la sarda che combatteva contro gli spagnoli, però ai massoni sardi, che erano fondamentalmente mazziniani, gli andava anche bene farla passare per anche contro lo straniero spagnolo, dunque fondamentalmente anche un po' italiano. È un anacronismo enorme, ma pensate anche Giovanni Maria Angioi, 1796 viene celebrato a Sassari come una strana figura di pre-risorgimentalista, cosa che oggi la nostra conoscenza storica ha completamente spazzato via una idea di questo tipo, perlomeno dovrebbe. Eppure lì c'era questa ambiguità rispetto al patriottismo. Quando lei usa piccola Eleonora, in realtà però lo usa per offrirsi a De Gubernatis, ma non ci torno. Cosa c'è in Cosima di tutto questo? Non c'è quasi nulla, se non dei passaggi molto interessanti, perché il Medioevo dove torna in riferimento alla barbaricità, in riferimento
al banditismo. Qua c'è quasi un'anticipazione di Izzokor in Azzeni. Cioè, queste fantasie barbariche non le mancavano nella mente, racconti delle avventure brigantesche che allora affiorivano come un residuo di imprese e guerriglie medievali. E di fantasia in fantasia si arriva all'idea del giovane servo che, preso da queste avventure di banditi, lo spingeva, suggestione malefica, lo spingeva a farneticare di sogni di libertà. Se tornate ai separatisti, vedrete che li taccia di selvaggi che fanno fantasticherie. Per cui vedete come dentro Cosima non si può tradurre Eleonora d'Arborea in senso patriottico-politico, si traduce invece questa visione di una Sardegna che è patria sentimentale ma politicamente viene messa a distanza. Piccola, vabbè, sul Piccola ce n'è un'infinità, scrive nella lettera dell'8 novembre 1892 per presentarsi: sono piccola, pallida e bruna, un po' spagnola, un po' araba, un po' latina. E poi dopo, famosa frase: io sono una piccola selvaggia con tutte le franchezze e l'ingenuità dei popoli incivili. Cosa succede in Cosima? Addirittura il tema della piccolezza si esacerba, è un continuo. Le occorrenze di piccola, di essere piccola, ma addirittura c'è il tema della nana, del nanismo, soprattutto perché viene a un certo punto, gli viene detto che è una nana, diciamo, da quello che dovrebbe essere Stanis Manca, ma insomma, non ci interessa, non è nominato. Viene data la nana, però la cosa che mi sembra bella, e ci tornerò alla fine su Cosima, è che certe dinamiche portate all'estremo si ribaltano. Cioè la nana più nana chi è? È la nonnina. E chi è la nonnina? La nonnina è il corpo delle fate, delle Janas. Per cui a forza di andare sul nanismo, negativo evidentemente, ti ritrovi in un iperpositivo, perché poi la nonnina è anche il subconsciente degli avi, dice lei. Vedete come la torsione narrativa alcune cose le perde, alcune cose non solo le riguadagna, ma addirittura le magnifica. Allora, che razza di razza è quella di cui stiamo parlando? Perché anche prima, in conclusione, lo si è detto, credo dicesse Giuliano Altea, insomma, il tema della razza è lì, incombe, bisogna farci i conti. Abbiamo visto, sono piccola, pallida e bruna, un po' spagnola, un po' araba, un po' latina. Com'è che invece si descrive Cosima? Piccola di statura, con la testa piuttosto grossa, le estremità minuscole, con tutte le caratteristiche fisiche sedentarie delle donne della sua razza, forse d'origine libica, con lo stesso profilo un po' camuso, i denti forti e il labbro superiore molto allungato. Aveva però una carnagione chiara e vellutata, bellissimi capelli neri lievemente ondulati, gli occhi grandi, a mandorla, di un nero dorato e a volte verdognolo, con la grande pupilla appunto delle donne di razza camitica, che un poeta latino chiamò doppia pupilla, di un fascino passionale irresistibile. Lei si descriveva sempre come irresistibile. Gli diceva De Guberti: io non so perché ti affascino tutti. Era fantastica, una barra, grazia che non si può dire. In realtà sembra la stessa cosa. C'è una cosa, vedete, in realtà questa razza arriva sempre dall'esterno. Cioè tutta questa razzialità autoctona, poi in realtà è sempre fondata esternamente, soltanto che qui però c'è una grande divaricazione, secondo me, da un punto di vista proprio semantico-strutturale, a livello discorsivo. Tra l'altro avete la moltiplicità, sono un po' una cosa, un po' una cosa, un po' un'altra cosa. Qui invece avete un'unicità, cioè sono quello. Guardate, una razza libica, camitica. Attenzione, questo è fondamentale. C'è qualcosa di esteriore, cioè l'apparenza è un po' spagnola, un po' araba. Invece quell'altra razza è una razza dell'istintualità, di quella che mi fa fare certe cose, per cui è una forma di interiorità. Per cui da un lato c'è un'apparenza, dall'altro c'è una forma di essenza. E c'è anche una comunicabilità, cioè in qualche modo qualcosa che può essere facilmente condiviso, mentre invece quell'altra razza che è in Cosima è quella razzialità che fa sì che i sardi, in fondo, anche quando provi a tradurli, rimane un resto, si mettono di traverso rispetto al nuovo contesto. E allora qui due questioni velocissime. Il primo, se prendiamo per buono questa idea di razza, secondo me questo è un apocrifo. Questa cosa che gira, che questa l'avrebbe scritta grazie a Deledda, ne parlavamo anche con Duilio, adesso da un po' di anni gira questa cosa, l'avrebbe scritta la Deledda. Mi ha confermato Duilio che anche con Dino hanno cercato la fonte, non si è trovato. È evidente, è un tipo birra Icnusa per la Deledda. Se ci pensate, sembra lo spot Icnusa per la Deledda. E vedete come però lo spot Icnusa cosa prende? Prende questa idea di mescolanza totale, che però nel caso della Deledda non è così. Non è così. Il che, attenzione, non significa che la razza, come intende la Deledda, sia un fatto di pura e semplice chiusura, non soltanto perché c'è il fatto esterno, attenzione. Ma prima di arrivare a quello voglio mostrare questo. Penso che ci saranno già state scritte cose.
cose io non le ho incontrate, dunque mi scuso, però a me sembra eclatante, cioè Cosima rivendica, e dunque Deledda che scrive Cosima, rivendica nel 1936 una razza africana mentre si stanno promulgando in Italia le leggi sulla razza. Ma porca miseria, cioè questa è una cosa gigantesca, cioè gli sta dicendo, si sta mettendo fuori dal fascismo e se permettete anche dall'italianità di quel momento. Cioè sta rivendicando esattamente tutto ciò che non è l'Italia di quel momento. E gli dice che è libica, un altro passo dice che è etiope, un altro il servo gli dice che è etiope. Cioè, porca miseria, chapeau, chapeau, perché sta mettendo proprio una sbarra rispetto a questa a un'idea invece di razzialità ariana, pura, eccetera, eccetera. E vedete, così rivendica di fatto, lo rivendica, è nel testo, ma nel testo mette una sorta di estraneità totale a un progetto di quel genere. Per finire, qual è il testamento? Cioè, cosa ci lascia Cosima? Io qui ho provato a mettere un po' di isotopie, così, insomma. Allora, certo, c'è un percorso dal dialetto alla lingua italiana, però dal livello di strutturazione spaziale, se noi andassimo a vedere la costruzione spaziale, sì, è vero che noi, secondo me, giustamente, c'è il tema del sogno, Roma è il sogno, però lo spazio del romanzo inizia nella piccola cittadina primitiva preistorica e si conclude a K, che è l'oasi civilizzata. Cioè, nel testamento lei non parte. E secondo me, quando analizziamo i testi, come diceva Lottman, l'informatività è quello che avrebbe potuto dire e non ha detto. Beh, davanti a una vita come quella che aveva vissuto, avrebbe dovuto dire che a un certo punto parte. E invece in Cosima non parte, resta in Sardegna. Poi noi, cioè, se noi ci buttiamo addosso, ma poi lo sappiamo che è partito, ma quello non è Cosima. Quella è Grazia. Noi analizziamo il testo come atto, cioè come un modo di modellizzare la propria vita. È l'ultimo atto di modellizzazione. E nell'ultimo atto lei finisce in un'oasi civilizzata, per cui fugge, per così dire, dal luogo selvaggio che la ispira ma contemporaneamente la repelle, tant'è che anche Cagliari un po' la definisce straniera, però finisce a Cagliari. Non solo, l'Italia non c'è. C'è l'italiano, ma l'Italia dentro Cosima non c'è, a parte l'accenno di Roma che poi viene trasfigurata come la Gerusalemme dell'arte. Quello che c'è è il passaggio dall'isola alla terra alla patria, tra l'altro, e che va in parallelo con l'idea, ci sono i sardi, ci sono gli stranieri. E anche quando lo straniero Elia, se non ricordo male, il vecchio fattore, dice adesso il vecchio amava questa terra con una passione tenace, era diventata la sua nuova patria, per cui anche Elia viene ricompreso. E quando sembra sgretolare, perché sembra che lei debba costantemente dire no, in qualche modo la Sardegna non basta, bisogna fuggire, c'è qualcosa oltre, a un certo punto dice Cosima la sognatrice, chi era il sognatore in famiglia? Mio nonno. E mio nonno non era sardo, e la nonnina, che era la moglie, che era del nonno, gli dice no, guarda che tuo nonno sono tutte fandonie, egli non è venuto né da Genova né dalla Spagna, ci saranno venuti i suoi avi forse, ma lui no, dunque sardo anche lui, è sardo anche se magari è venuto da fuori. Dunque vedete, è un grande inglobare sardità, cioè mettere tutto dentro la sardità. E dov'è De Gubernatis in tutto questo? Non c'è. De Gubernatis non c'è. C'è il tema della religiosità, che non voglio sottovalutare, che forse è il grande metatema che poi unisce tutto. E tra l'altro questa religiosità un po' primitiva che finisce, diciamo, con i giganti, i megalitici, da un lato, e dall'altro chiaramente con Dio. Ma De Gubernatis non c'è, tutta quella roba che abbiamo visto, che poi è parte fondamentale di questo stesso momento di vita, non viene tradotta, non passa. Dunque, la mia idea è, ma Cosima, è stato detto all'inizio, è stato intitolato Cosima quasi Grazia, forse Cosima è quasi Grazietta, è un po' la rivincita di Grazietta che rispunta, attenzione, non Grazia, Grazia purtroppo non l'abbiamo vista, se l'avessimo avuta la storia della Sardegna forse sarebbe stata ancora più diversa di quella, molto diversa, Grazia non l'abbiamo vista, ma qui forse torna Grazietta, cioè torna quell'anima selvaggia positiva, che poi rimane nella sua ambivalenza profonda, è vendibile, è sarda ma non è traducibile ma è anche un po' traducibile, è lì. E secondo me tutto questo si compendia qui. È una che si mette una tomba a forma di nuraghe
ditemi voi. Grazie. Grazie a Francesco che ci ha offerto questa interessantissima, per quanto mi riguarda, lettura a cavallo tra la semiotica e, devo dire, la psicanalisi. Se posso scomodare le categorie della psicanalisi, perché poi del resto anche la psicanalisi si è interessata, soprattutto quella di tipo junghiano legato agli archetipi, insomma, alla letteratura sarda, agli autori sardi e alla Deledda, ma intorno al concetto di io dimidiato. Qui è il discorso, c'è il discorso dell'io scisso e dell'io dimidiato, che è l'io dimidiato al cospetto di due realtà, che è la grande questione che abbiamo cercato di affrontare e soprattutto in queste sessioni, e non solo in queste sessioni, che è un problema dei sardi, cioè l'io, l'aspirazione, la tendenza verso questo mondo nuovo che noi vediamo come legittimante, che segna il complesso di inferiorità dei sardi, il sardo che si vergogna di guardarsi allo specchio, e non a caso coincide con la Deledda che non è ancora andata a Roma. Quindi la scelta che hai fatto è una scelta interessantissima, perché c'è la Deledda delle lettere a De Gubernatis 1892-95, lei non è ancora andata a Roma, non ha ancora sposato Palmerino e non ha conosciuto. Ed è la Deledda che ha ancora quel complesso di inferiorità. È quella Deledda che, innamoratasi di Stanis Manca, ha vergogna a riportarlo a casa, a invitarlo a Nuoro. Zavirgonza, lei ha paura, teme che la sua casa non sia all'altezza, è il complesso di inferiorità che supera con Cosima. Cosima apre così: la casa era semplice ma comoda. Quel complesso di inferiorità lei l'ha sostanzialmente superato, ed è l'opera, la sua opera magistrale sta proprio, come dire, in questa capacità, nella proiezione simbolica e metaforica dell'automodello sardo, esattamente questo, la Sardegna che ritorna al centro e lei che si libera definitivamente. Quindi è interessantissima questa lettura che tu fai attraverso le lettere di De Gubernatis, lanciando, per quanto mi riguarda, questo ponte con Cosima. E poi ci sarebbe tantissimo altro da dire intorno al discorso della storia, ne abbiamo parlato anche a Sassari, discusso con Duilio, con la Lucamante, dice non c'è la storia nella Deledda. Non è vero che non ci sia il tema della storia nella Deledda. La storia è sullo sfondo, c'è una certa idea di storia, c'è un certo modo di rappresentare la storia da parte degli autori sardi della Deledda, che non è esattamente quel modo di rappresentare la storia così come è uno dei grandi temi. La Sardegna sta al centro della loro narrativa, il paesaggio intanto, la sua rappresentazione più o meno simbolica, una naturalizzazione, e poi c'è il grande tema della storia, come diceva Cambosu, attraverso il mito della cattiva stella, esatto, della desazenia, ma la sortada del popolo malfattato e della mutazione antropologica. Quindi sono dei temi interessantissimi, questa è la dimostrazione del fatto di come la letteratura nella sua modellizzazione trasferisca dal piano della natura al piano della cultura, quindi ci sarebbe, sono felicissimo, ecco. Stanno venendo fuori cose che io mi appunto, poi insomma ritroveremo, perdonerete il mio entusiasmo, che adesso naturalmente non potrà che con una sorta di climax, di gradazio con Sebastiano Mannia, perché affrontiamo le tradizioni popolari di Nuoro. Le tradizioni popolari di Nuoro, questa raccolta di saggi etnografici che fu pubblicata dalla Deledda, poco più che ventenne, come sapete, dal 93 al 95, nella rivista delle tradizioni popolari italiane diretta da Angelo De Gubernatis.
e di questo e di altro, immagino, ci parlerà Sebastiano, che ho tanto corteggiato, che ho tanto voluto qui, è uno studioso e un collega che stimo tantissimo, perdonate questa mia insegna antropologia culturale presso l'Università degli Studi di Palermo, insegna antropologia culturale e storia delle tradizioni popolari, e tra le sue pubblicazioni mi piace ricordare Intramut, antropologia del pastoralismo in Sardegna del 2014 e Questo e figure vicariali in area euromediterranea. Prego Sebastiano. Grazie Presidente, Dino, ringrazio la consulta scientifica, l'ISRE e il pubblico presente. Dino in particolare perché il rapporto tra CIMA e quello di colleghi, ma l'ha detto lui, non mi soffermo. Allora, parlare di Grazia Deledda a me risulta complicato. È risultato complicato e quando Dino dice di avermi corteggiato, semplicemente lui mi ha chiesto di parlare delle tradizioni popolari di Nuoro e questa complessità sta tutta in questa in questo mio breve intruibo. Mi risulta complicato per più ordini di motivi, forse anche perché essendo nuorese acquisito c'è un certo climax, come ha detto Dino. Ma soprattutto mi risulta complicato perché fino ad ora chi ha parlato di Grazia Deledda e delle tradizioni popolari di Nuoro sono gli autorevoli esponenti della scuola ciresiana, e Cirese per primo e non sempre, quasi mai direi, come è noto, ne hanno scritto o detto in termini entusiastici. Partirei da qui. Condivido quasi completamente le loro posizioni, le perplessità, i punti di vista, anche se al contempo ritengo che talora della Deledda sia scritto forse con troppa severità. Oggi vorrei tentare di parlare diversamente della scrittrice nuorese, ovvero provare a ragionare sui materiali demologici raccolti per la rivista del De Gubernatis e su quelli confluiti nella sua narrativa, ma anche e soprattutto sull'eventuale utilità attuale di questi materiali e su un eventuale lascito delediano. Partirei dalla narrativa che, come è noto, è il tema su cui la critica, su cui gli studiosi sono maggiormente soffermati. Io farò soltanto pochi esempi che consentono di ragionare bene sul tema che sto proponendo. E partirei da uno dei primi lavori di Grazia Deledda, che è La Via del Male. La Via del Male che costituisce un continuo rimando alla tradizione popolare. Oltre alla descrizione del pellegrinaggio, della festa in onore della Madonna di Gonare, la scrittrice dedica ampio spazio ai riti funebri, per esempio Osaria, Rosatito, alla realizzazione di pani e dolci per ogni santi, all'universo di credenze correlate. Ora, buona parte delle cose di cui si parla in La Via del Male sono a noi tutt'oggi contemporanee. La Via del Male è certamente fra i romanzi che deve maggiormente alla Deledda folclorista, poiché è recente la sua collaborazione alla rivista delle tradizioni popolari italiane, un'esperienza, come vedremo, determinante nel percorso formativo della scrittrice. La Via del Male è uno sviluppo travagliato, le stesse tradizioni popolari vengono diversamente raccontate nelle varie edizioni. Restano fra le altre cose le straordinarie descrizioni della ricorrenza che ancora oggi oranesi e sarulesi rinnovano in onore di Nostra Signora di Gonare, una delle varie feste lunghe che in provincia di Nuoro scandiscono i calendari cerimoniali di diverse comunità. Tali feste sono costitutivi strutturali della narrativa delediana. Si pensi alla Madonna del Rimedio di Rosè in Canne al Vento o a San Francesco di Lula in Elia Sportolo. In quest'ultima opera confluiscono una parte delle informazioni del racconto San Francesco pubblicato nel 1896 nella rivista Natura ed Arte. Se si sfronda la narrazione dei paesaggi pittoreschi su cui induce il nobile nuorese, delle visioni romantiche stereotipe, restano le leggende, le credenze, le tradizioni scomparse, le donne inginocchiate che si trascinano verso l'altare, per esempio, questa straordinaria immagine che i lulesi nuoresi ricordano come ancora presente fino a 20-30 anni fa. Ma soprattutto le tradizioni vitali, il pellegrinaggio, i cibi, le offerte dei pastori, già pesca, già arbore. Scrive Deledda, ritornammo da San Francesco assieme ai novenanti nuoresi. Il priore nuovo teneva lo stendardo, il priore vecchio il piccolo santo nella nicchia di cristallo. Si sostò presso l'isalle
in un sito bellissimo dove ogni anno si fermano i nuoresi riedenti dalla novena e dalla festa di San Francesco. Ogni famiglia, o meglio ogni gruppo di famiglie amiche, scelse un'ombra. I cavalli vennero sfunati al pascolo, si accese un gran fuoco e i paesani arrostirono intorno gli agnelli e formaggelli infilati in schidioni di legno. E cantarono a disputa e tirarono al bersaglio e narrarono storie meravigliose. Mentre terminava di pranzare, il priore vecchio mandò in giro una guantiera di dolci a tutte le mense. Poi il priore nuovo mandò un'altra guantiera e infine fu fatto girare lo stesso santo. Alla fine si ripartì e precedevano i priori con gli stendardi ed il santo. Noi restammo indietro decorosamente. Quando rientrammo a Nuri, i priori e tutto il numeroso seguito giravano intorno alla chiesetta del Rosario, ove il santo e gli stendardi venivano riposti fino alla nuova festa in ottobre. Zarvore è in gran parte così ancora oggi, a distanza di oltre un secolo, e lo sostengo per averlo documentato pochi anni fa, non perché affascinato dall'aura della tradizione eterna, inalterabile e immobile. E così sono tutt'oggi numerosi passaggi di Lia Sportolo che non vi leggo per ordini di tempo. Sulle feste la Deledda ritorna di continuo perché la festa è uno dei topos principali dell'opera deleddiana e con essa alcuni dei suoi istituti più importanti e rappresentativi, l'abbiamo detto, il pellegrinaggio, il cibo, la poesia estemporanea, il ballo, eccetera. Ma non solo feste, si pensi al variegato universo di pratiche e saperi che orbita intorno al lavoro contadino, al grano, alla farina, al pane. Non è solo una descrizione di eventi, di tecniche, di saper fare, ma la scrittrice nuorese fa emergere status, ruoli sociali e divisioni di classe. Ha ben ragione Pietro Mura quando sostiene che per esempio il pane non è un semplice tema narrativo, poiché esso mette in relazione e lega la struttura del mondo rappresentato con il sistema attraverso il quale il mondo è rappresentato, e lega, cioè con la sua narrazione, è oggetto della narrazione e al contempo struttura della narrazione stessa. I padroni e i servi, la ricchezza e la povertà, pastori e contadini, fra gli altri, costruiscono il testo significando. Ciò che Deledda narra il suo vissuto, la sua conoscenza etnografica di luoghi, spazi, persone, feste, è quel paesaggio e i suoi uomini, è l'isolamento di Nuoro, per certi tratti il suo isolamento, il suo essere donna in quel dato contesto socioculturale, le diseguaglianze. Sono scenari familiari, momenti vissuti, odi e vendette realmente consumate, e in fondo il pretesto per allestire alcuni percorsi significativi che indagano e interpretano nelle trame della scrittura miti ed essenza della sua terra. Giulian Gioni, colui che più di tutti ha scritto sull'antropologia in Grazia Deledda, ha suggerito l'idea che la scrittrice raggiunga il meglio della sua antropologia sarda proprio nella narrativa, specie della maturità, col corollario che le cose narrate siano altrettanto, se non più precise e fidate, dei tratti più propriamente demologici documentati nei suoi studi giovanili di folklore. Ora qua io ho tagliato tutta una serie di citazioni che ricorrono nella mia relazione qua e più avanti su questa critica. Tutti, perlomeno tutti gli antropologi, concordano su questa straordinaria significatività della Deledda come narratrice, tradizioni popolari nella sua narrativa, che non come studiosa di folklore, come raccoglitrice più che altro di fatti folclorici. È certo che il lavoro di ricerca condotto per la rivista di De Gubernatis ha influito in modo fondamentale sulla giovane scrittrice, in quanto le diede la spinta necessaria a dedicarsi in via definitiva alla rappresentazione del mondo arcaico e primitivo della Sardegna e a passare, nell'ambito di questo genere narrativo, dal macchiettismo necessariamente riduttivo dei primi racconti al romanzo vero e proprio. Anche nelle motivazioni per il conferimento del Nobel si chiariva che la Deledda ha tratto dalla natura e dalla vita popolare della sua isola le impressioni determinanti per la sua opera letteraria. Ciò che emerge certamente dalla narrativa deleddiana è l'importanza della cultura popolare, quindi dell'oralità, della trasmissione di racconti, leggende, fiabe, credenze, proverbi, scongiuri, poesie, imprecazioni, eccetera, tutti elementi che si strutturano e si fondono nella sua produzione. È la cultura popolare la base da cui nasce questa stessa produzione. La sua narrazione è costantemente radicata nella vita quotidiana in tale cultura e nel processo di valorizzazione dell'identità culturale isolana, ovvero nel percorso di costruzione dell'identità dei sardi, la Deledda ha avuto un ruolo determinante. Da un lato facendo conoscere una realtà alquanto peculiare, dall'altro operando un processo di decostruzione del reale, di costruzione di un immaginario mitico. Evocando luoghi remoti, tempi arcaici, figure affascinanti, paesaggi incontaminati, Deledda ha destoricizzata e al contempo mitizzato la Sardegna, soprattutto la Barbagia.
Ciononostante, con le sue opere migliori, osserva Susanna Paulis, la scrittrice nuorese è riuscita a conferire onore e cittadinanza letteraria alla Sardegna, trasformandone l'irriducibile alterità, a lungo valutata in termini negativi come sinonimo di arretratezza irrecuperabile, in una diversità affascinante e facendone, attraverso lo strumento letterario, una suggestiva terra di leggenda. De Leda ha elevato la Barbagia pastorale a emblema dell'isola, poiché qui che si sarebbe conservato ancora intatto e puro il carattere primitivo dell'antica Icnusa. È evidente, come ha scritto Cirese, che la Sardegna della De Leda non è altro che la Sardegna della De Leda, e questa prospettiva dell'eternità immutabile ha largamente e radicatamente costituito il filtro elotica con cui in Sardegna si è guardato alla Sardegna, ma soprattutto il filtro elotica con cui gli altri hanno guardato all'isola. Mi pare che lo stessero accennando poco fa i colleghi, in particolare Francesco. Si tratta della cosiddetta rappresentatività sarda della narrativa delediana, poiché grazie a Delede, soprattutto ai non sardi, che ha finito per rappresentare una sua e loro Sardegna, tanto che è possibile affermare che ancora oggi l'immagine dei sardi e della Sardegna nel mondo sia debitrice, almeno in parte, dell'immagine realistica e mitica che la Delede ha diffuso della Sardegna nel mondo. L'intento di nobilitare e di riabilitare l'isola da parte della scrittrice si colloca in linea con una tradizione di studi che già dalla fine del Settecento si era posta l'obiettivo di capovolgere l'immagine negativa della Sardegna e dei sardi. Questa intenzionalità positiva, nobile, ovvero, come ha detto ancora Cirese, far sì che il disvalore diventi valore, procede di pari passo con la rappresentazione di una Sardegna esotica, arcaica, biblica, orientale, senza tempo. Giuliangioni ha detto ad usum delfini, con una scrittura legata alla suggestione dei primordi. Ed è possibile pertanto che certe reazioni di rigetto o fastidio per la scrittrice derivino anche dalla difficoltà di apprezzare la forza e la bellezza ambigua di queste atmosfere caliginose o torbide in ambiente sardo. Tanto che la sua narrativa allora sì che può apparire pretesto, perché la sua Sardegna può apparire a volte improbabile, pur restando in genere probabilissima, anzi, come già notato, di una esemplare e fidata precisione etnografica. La Deledda in sostanza avrebbe scritto ciò che gli altri volevano leggere. Niente di nuovo, verrebbe da dire. Certo, ha contribuito a radicalizzare un'idea dell'isola e dell'identità sarda e della sua diversità del tutto singolare e financo discutibile. Si pensi per esempio al suo modo di intendere le posizioni della scuola positiva di diritto penale in ordine ai fenomeni di criminalità in Sardegna, alle sue infatuazioni per Niceforo e Orano, culminate nella dedica della Via del Male. La Deledda certo non era un'antropologa, seppur in romanzi e novelle si ritrovino suggestioni antropologiche di stampo deterministico a volte confliggenti. Questa contraddittorietà della produzione deleddiana si ritrova per certi versi anche nel materiale demologico raccolto e pubblicato nella Rivista delle Tradizioni Popolari Italiane, e anche in esso emerge come forte denominatore la cultura popolare. Pietro Clemente questo l'ha messo bene in luce di recente. Egli è fra gli antropologi che hanno detto e scritto della Deledda e sono critici nei suoi confronti e nei confronti delle sue descrizioni colorite, tragiche, disperate, statiche. Ma le visioni fortunatamente cambiano e le interpretazioni mutano. Clemente è fra coloro che hanno riabilitato la Deledda o perlomeno hanno addolcito il punto di vista. Da anziano, scrive l'antropologo sardo, mi sono riconciliato con la Deledda. L'ho riletta tardi e non per passione di lettura ma per un impegno di studio. Dovevo parlare delle fonti popolari della Deledda in un convegno nuorese. Per quell'incontro io mi ero letto sistematicamente Tradizioni popolari di Nuoro e il primo corpus di romanzi e novelle di Deledda pubblicato nei Meridiani, cercando nei romanzi i segni di quanto avevo trovato nelle tradizioni popolari di Nuoro. È stata veramente un'esperienza interessante perché mentre il saggio di Deledda sul folklore nuorese è, in ambito demologico, un buon testo ma non di particolare spicco, il modo in cui Deledda usa quel lavoro nei romanzi è invece davvero notevole. Poi ho fatto un'altra schedatura dei testi deleddiani, in particolare dei cibi dentro i suoi racconti, che sono assolutamente straordinari e confermano una scrittura che dà vita alle usanze, non le usa come inserti di colore ma come tracce di forma di vita. In questo percorso di lettore d'occasione alla fine mi sono innamorato di Cosima, il romanzo più marcatamente autobiografico, in cui si racconta il venire al mondo della protagonista e il suo credere dentro una forma di vita. Mi si perdoni la lunga citazione, ma la trovo particolarmente interessante. Anche Clemente, in linea con la sterminata saggistica sulla Deledda e con essa più segnatamente la letteratura antropologica,
ha richiamato l'attenzione sul rapporto tra la scrittrice e gli elementi antropologici dei suoi romanzi, piuttosto che sullo studio della Deledda etnografa o perlomeno della scrittrice come raccoglitrice di tradizioni popolari. Ora, come già mi pare sia emerso dalla presente comunicazione, è indubbio che la dimensione antropologica propria della narrativa deleddiana sia in effetti straordinaria, non fosse altro perché le informazioni demologiche prodotte identificano luoghi e persone, riti, credenze e pratiche, più in generale la diversità culturale di una data società in un dato momento storico, ovvero la cultura popolare nuorese. Ci sono passaggi dei suoi romanzi dove gli elementi folclorici diventano l'anima stessa dei suoi personaggi. Certe descrizioni non sono fini a se stesse in molti casi, come ha sottolineato Giuseppe Cocchiara, uno dei primi ad aver scritto della Deledda e forse l'unico ad averne scritto in termini totalmente positivi, i singoli aspetti del folklore si trasformano in simboli. Devo confessare che ho trovato illuminante il contributo di Clemente e mi ha guidato nella stesura di questa relazione. Tuttavia non mi trovo concorde con il maestro quando afferma che le tradizioni popolari di Nuoro sono un buon testo ma non di particolare spicco. Contrariamente alla maggior parte degli autorevoli studiosi che prima e meglio di me hanno scritto di Grazia Deledda in tal senso, trovo i contributi della scrittrice sulle tradizioni nuorese particolarmente interessanti e soprattutto particolarmente importanti e utili per chi come me si occupa di patrimoni culturali della Sardegna. Nel tempo rimanente che mi è concesso vorrei riflettere proprio su questo aspetto, sulla Deledda folclorista. Se riesco a trovare il tempo, sperando che non stia sforando. La scrittrice scrive ad Angelo De Gubernatis nell'aprile del 1892 proponendosi come collaboratrice per la rivista Natura ed Arte, nella quale qualche mese dopo pubblicherà il racconto Gabina. Inizia così un'importante corrispondenza con il De Gubernatis, spesso si è richiamato oggi a questo scambio epistolare fra i due, ma soprattutto la sua collaborazione come scrittrice e raccoglitrice di tradizioni popolari. Lo scambio epistolare fra i due, come noto, è stato molto intenso, soprattutto fra il 93 e il 95, periodo in cui De Gubernatis vuole fondare la Società Italiana per il Folklore e poi la Rivista delle Tradizioni Popolari Italiane. La Deledda ha contribuito attivamente nell'istituzione della prima, pubblicizzando l'iniziativa e trovando soci in Sardegna. Alle sue aspirazioni personali ha affiancato sempre l'istanza di fare del bene alla sua terra, dilaniata dalla miseria e dall'ignoranza, ed in effetti la sua campagna di diffusione dell'iniziativa per la costituzione della Società Italiana del Folklore ha sensibilizzato molte persone sulla cultura popolare isolana. Deledda si dedicò a tutto questo con entusiasmo ed impegno e il contributo in effetti è rilevante. In questa direzione la scrittrice informava spesso il De Gubernatis sulla sua opera di ricerca spasmodica di soci e chiedeva allo stesso gli sviluppi, motivata dall'idea che potesse prendere avvio una biblioteca che raccogliesse tradizioni e credenze sarde. Lo informava inoltre della sua attività di scrittrice e chiedeva appoggio per le sue pubblicazioni, al contempo maturando l'interesse per il folklore di Sardegna, sul quale svolse ricerche personalmente non solo, confluite poi dall'agosto 1894 al maggio 1895 nella rivista con il saggio appuntato intitolato Tradizioni popolari di Nuoro in Sardegna, riedito poi nel 1895 da Forzani. Il primo contributo della Deledda è un canto satirico, Gosol de Sant'Antoni dell'Odè, straordinario, riportato nella rubrica Preghiere, a cui seguirono bestemmie, imprecazioni, giuramenti, superstizioni, giochi, indovinelli, usi e costumi, quindi nozze, usi funebri, feste, modi di vestire, eccetera. Mi ricordo che a proposito dell'utilizzare sempre più la rivista delle tradizioni popolari e non i romanzi della Deledda, quella straordinaria descrizione che la scrittrice fa di Sucan dell'Arzu, che è stata illuminante perché una decina d'anni fa ho potuto intervistare una serie di donne nuoresi molto avanti in età che confermavano quanto la Deledda scriveva. Ecco l'attualità della Deledda, ecco perché serve la rivista delle tradizioni popolari, al netto dei limiti che stiamo andando a sviscerare. Si tratta quindi di interventi su temi differenti del folklore isolano, in cui si intravedono le caratteristiche che contrassegnano l'attività di folklorista del Nobel nuorese. Il desiderio di fornire un contributo importante agli studi demologici sardi, la capacità di raccogliere e descrivere in modo attento i fatti folclorici e gli elementi del contesto, ma anche la mancanza di un preciso supporto teorico e metodologico di una preparazione organica. Il lavoro di ricerca esprime infatti numerosi limiti e ciò si evince anche dalle lettere e dai contributi dove la Deledda chiarisce talora la sua posizione rispetto al modo di operare. Riguardo al folklore, io credo di non aver più che fare.
Ho finito il volume, sono andata negli ovili, nelle case più povere e più oscure, tra il fumo e la miseria, ho detto bugie, mi sono finta malata per sapere le medicine popolari ed ho fatto tante altre piccole cose sempre pensando a voi, sempre sicura di farvi cosa grata, almeno ci fossi riuscita. Emerge anche un'etnografia immatura che si coglie non tanto nella documentazione raccolta, ma nelle intenzioni delle diane sottese a tale raccolta. Ciò si legge bene nelle pagine su Nuoro, dove le visioni etnocentriche, le considerazioni stereotipate, le visioni pittoresche si fondono perfettamente. Già Alciator giustamente notava che sarebbe del tutto pretestuoso giudicare la ricerca della giovane scrittrice esclusivamente in base ad un certo spiegabile disordine metodologico. La tecnica delle inchieste, gli apporti della geografia linguistica, le possibilità di una larga applicazione del metodo comparativo erano ancora affatto embrionali o di là da venire. Occorre ricordare che anche gli altri folcloristi erano più impegnati e interessati a raccogliere materiali demologici, e così le riviste che li accoglievano, piuttosto che relegare la loro curiosità allo studio di tali materiali. Quello di fine Ottocento è un momento culturale ricco di stimoli, dal quale anche la Deledda ha evidentemente tratto vantaggio. In linea generale, dunque, quella della scrittrice nuorese è una produzione importante e rappresenta un punto di riferimento per gli studi di folklore sardi. Al di là dei limiti e delle lacune metodologiche che presenta, come quasi tutti i lavori dei folcloristi ottocenteschi, intrisi di popolarismo romantico e con una marcata dimensione descrittivista, classificatoria e comparativa. Deledda raccoglie e descrive i materiali con minuzia, anche spinta dall'idea patriottica di dover scrivere delle cose di Sardegna. Non ha un argomento specifico su cui concentrare la sua attività di ricerca, certo ritorna su alcuni temi che evidentemente la affascinano maggiormente, per esempio i proverbi, le imprecazioni, gli usi e i costumi. Ma come la maggior parte dei suoi contemporanei, alla specializzazione argomentativa contrapponeva la raccolta quasi spasmodica di materiale con l'intento di preservarlo dall'oblio della storia. La trattazione multiargomentativa è adducibile inoltre alle esigenze e alle richieste dei direttori delle riviste, come De Gubernatis, che richiedeva per la rivista argomenti specifici. Il contributo di Deledda alla conoscenza e alla divulgazione del folklore sardo, se valutato nel quadro degli studi demologici di fine Ottocento, è dunque tutt'altro che irrilevante e si inserisce all'interno di una tradizione che ha visto tra la seconda metà del Settecento e il secolo successivo viaggiatori, missionari, studiosi locali e soprattutto stranieri pubblicare memorie e resoconti su libri e riviste. Si ricordano tra gli altri importante lavoro di Della Marmora, la monumentale opera di Goffredo Casals redatta per le voci sarde dall'abate Angius, il suggestivo quanto discusso lavoro di padre Antonio Bresciani, per giungere a quanti tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del secolo successivo hanno dato il proprio contributo all'archivio per lo studio delle tradizioni popolari e alla rivista delle tradizioni popolari italiane, su cui confluisce un notevole numero di articoli su usi, costumi, leggende, racconti, proverbi, poesie della Sardegna, redatti per esempio da Giuseppe Calvia, Giuseppe Ferraro, Francesco De Rosa, Filippo Valla, Andrea Piroda, Pietro Nurra, eccetera. Un interesse tutt'altro che casuale, maturato definitivamente nella seconda metà dell'Ottocento, quando l'isola viene considerata un luogo privilegiato dagli appassionati, dagli studiosi e dai raccoglitori di cose popolari tradizionali. Sto per concludere. Questo spirito di conoscenza, che come noto non si riduce alla Sardegna, ma è diffuso in numerose regioni d'Italia, è indubitabilmente animato e incoraggiato dal lavoro e dall'opera di importanti studiosi, De Gubernatis e Pitrè in primis, il cui progetto era quello di travalicare i confini delle singole aree di riferimento e sprovincializzare lo studio delle tradizioni popolari, ma soprattutto di elevare il folklore a scienza, a disciplina autonoma. Il contributo di Deledda pertanto è certo manchevole di unitarietà e sistematicità, con limiti relativi alle modalità di raccolta, descrizione e analisi, approssimativo nella definizione dell'area di ricerca, ma ha il merito di restituire un'importante documentazione demologica, assumendo ancora oggi un evidente valore e interesse storico. Certo, c'è ancora molto da studiare della Deledda. Penso che questi convegni, più che ricordare una data di nascita, servano esattamente a questo. E c'è ancora molto da studiare del suo rapporto con la cultura osservata e di quello con la cultura vissuta, delle tradizioni popolari di quel complesso e variegato universo, nonché del ruolo di queste tradizioni nella sua produzione narrativa, della quale troppo spesso ci invaghiamo, io per primo l'ho fatto in tutta la parte della mia relazione, invaghiamo degli elementi antropologici indugiando in lunghe descrizioni documentarie che non restituiscono in vero i modelli antropologici presenti. L'invidia,
le vendette, l'isolamento, l'odio, il lavoro, la solidarietà, la religione, eccetera, sono la cifra della società descritta dal Nobel nuorese e con essi il variegato universo di tradizioni popolari, in parte ancora osservabile. Questi temi sono a noi contemporanei, attuali della cultura e della società nuorese e più estesamente sarda, una sorta di lascito delediano su cui dovremmo tornare a riflettere. Questa, a mio avviso, è la grande modernità di Grazia Deledda. Grazie. Grazie Sebastiano del prezioso contributo e soprattutto grazie perché ci hai ricordato con argomentazioni forti l'importanza di questa raccolta di saggi etnografici della Deledda e come questa sua opera, questa sua, come dire, questo suo contributo non solo debba essere, come dire, ripreso in considerazione, ma debba essere studiato ulteriormente. E andiamo avanti. Dopo il sostrato culturale del segno letterario non poteva mancare il sostrato linguistico del segno letterario e così l'abbiamo pensato. Partiamo da una considerazione rapida prima di presentare il professor Pisano, che è una riflessione che noi abbiamo condiviso anche con i colleghi, cioè il discorso che la rivoluzione culturale del Novecento, che è stata una rivoluzione prevalentemente linguistica, estetica e antropologica, perché queste sono le tre grandi rivoluzioni che hanno cambiato il Novecento, ci hanno insegnato che il mondo fenomenico non è che un oggetto e non si realizza che attraverso l'oggetto che si dà per un soggetto conoscente che lo intenziona. Quel cioè il ponte che divide l'io dal mondo, è costituito dai linguaggi. La mediazione tra l'io e il mondo è costituito dai linguaggi, cioè il discorso del mondo e quindi la cultura stessa. Diceva Segre che è la cultura che dà senso al mondo e il senso del mondo è esattamente il nostro discorso del mondo e il nostro discorso del mondo si realizza attraverso i linguaggi. E la lingua è il codice che veicola tutti i codici di una cultura. La lingua produce il testo e quindi la mediazione tra l'uomo e il mondo passa attraverso il testo. Il testo letterario è il testo a più alta densità comunicativa. Non poteva mancare quindi il discorso della lingua nuorese, del nuorese, cioè quale sostrato linguistico, in quale milieu, in quale contesto specificatamente linguistico è cresciuta la Deledda. E ci parlerà di questo il professor Simone Pisano, che insegna glottologia presso l'Università per Stranieri di Siena e, lo dico con un certo orgoglio, linguistica sarda e dialettologia in Sardegna presso l'Università di Sassari nel curriculum di Lingue e Culture della Sardegna e insegna linguistica sarda all'Università di Nuoro. E quindi voglio dire anche un modo per incoraggiare e invitare gli studenti a seguire un collega così bravo e così riconosciuto. È da tempo impegnato nella descrizione e nell'analisi teorica della morfologia verbale del sardo contemporaneo. Da qualche anno si interessa anche di problemi di pianificazione linguistica in relazione alle lingue di minoranza e Dio sa, solo Dio sa quanto ne abbiamo bisogno del suo contributo in questa sorta di selva oscura, ma nessuna polemica, oltre che di numerosi articoli su volumi e riviste, autore della monografia Il sistema verbale del sardo moderno, tra conservazione e innovazione. Insieme a Gabriele Iannacaro ha curato il volume Intrecci di parole, esperienze di pianificazione del plurilinguismo, un tema a me e a noi caro in Europa e fuori dall'Europa, e su Il nome nel testo del 2012 ha scritto un saggio dedicato a questioni di onomastica deleddiana. Il titolo della sua relazione è Riflessioni sulla varietà linguistica di Nuoro
aspetti fonologici e morfosintattici. Prego Simone. Sì. Allora, innanzitutto anch'io volevo ringraziarvi, volevo ringraziare chi mi ha invitato qua e soprattutto volevo esprimere, consentitemi, il mio grande piacere di essere qua a Nuoro e di parlare davanti a una platea di nuoresi del nuorese. Insomma, quindi questo mi riempie di orgoglio e e spero di rispettare la fiducia che mi è stata concessa. Insomma, perché, devo anche darvi una brutta notizia, nel senso che se non mi parte il PowerPoint, praticamente il mio intervento ecco, è partito. No, anche perché ho leggermente cambiato il titolo che abbiamo concordato qualche mese fa e ho voluto porre appunto la varietà nuorese in un'ottica contrastiva, quindi il nuorese e le altre parlate del circondario. Il nuorese è nuorese, la varietà di Nuoro è la varietà di Nuoro, soprattutto nell'ottica di confronto con le altre varietà, cioè se non ci fossero le altre varietà non ci sarebbe neanche il nuorese. Quindi faremo un breve excursus nella provincia di Nuoro, in quello che nelle principali classificazioni che sono state fatte del sardo va sotto il nome di nuorese, e vedremo come questa etichetta nuorese in realtà è abbastanza dubbia, nel senso può avere vari significati. Ho chiesto il permesso di essere abbastanza linguista, per cui mi scuso se cercherò innanzitutto di darvi degli esempi dalla viva voce dei parlanti e mi scuso eventualmente se ci fosse qualche difficoltà nel lessico che impiego, magari ne possiamo parlare dopo il mio intervento. Se andiamo a vedere le classificazioni che sono state fatte del sardo, se andassimo a fare la storia delle classificazioni del sardo, probabilmente ci scontreremo con tutta una serie di stereotipi. Alcuni stereotipi sono stati già espressi questa mattina, per esempio la stessa Deledda parla di un logudorese dolce e molle rispetto ad altre varietà che invece sono più dure, e poi c'è un altro stereotipo che è quello dell'arcaismo. C'è un sardo che è più arcaico, c'è un sardo che è più vicino al latino, e quindi per questo fatto stesso c'è un sardo che in un certo qual modo vale di più e c'è un sardo che invece ha avuto più contatti con l'esterno e quindi forse è meno degno di nota. Devo dire gli esempi che sono stati fatti prima, cioè del confronto tra quello che siamo e l'esterno, è presente anche nella storia delle classificazioni del sardo, cioè c'è sempre questa dialettica tra sostrato, quindi quello che c'era prima, quello che però non è rimasto, no? Noi parlavamo una bellissima lingua, però poi sono arrivati i romani, ce l'hanno portata via, poi sono arrivati altri che hanno messo ulteriori tasselli, e quindi insomma c'è sempre qualcosa di non facilmente definibile. Devo dire, il sardo, poi vado molto, la situazione della Sardegna lo fa molto bene, mi piace molto il titolo del corso di laurea dell'Università di Sassari, che appunto è Lingue e culture della Sardegna. La Sardegna ovviamente non è solo sardo, per cui ci sono anche altre varietà parlate in Sardegna, ma se ci confrontiamo con lo spazio linguistico sardo, abbiamo senz'altro un diasistema, cioè abbiamo una serie di varietà che hanno molti tratti in comune, ma poi quando ci dobbiamo mettere a fare delle astrazioni, spesso siamo in difficoltà. Allora c'è il concetto tradizionale che parla di logudorese con una sorta di diasistema centro-settentrionale
che accomuna quindi talvolta anche la zona di Nuoro alle parti nord centro settentrionali, e c'è il sistema campidanese che più o meno ingloba tutto il centro-sud della Sardegna. Poi, a dire la verità, c'è tutta questa parte qua, questa parte centrale, sulla quale oggi si discute tanto, insomma, la cosiddetta Limba de Mesania. Si parla di una zona centrale in cui abbiamo tratti che sono sia centro-settentrionali sia centro-meridionali, ma insomma siamo ancora un po' indecisi su cosa sia veramente il sardo. Quali sono i criteri, diciamo, quali siano i diasistemi sardi, o se possiamo parlare di un solo diasistema, se ci sono, ogni tanto sento dire in Sardegna ci sono 3-4 lingue, c'è il logudorese, c'è il campidanese, cos'è il campidanese, cos'è il logudorese, insomma su questo c'è molta approssimazione. I criteri che si impiegano per la classificazione delle lingue spesso e volentieri sono criteri di tipo fonetico, e devo dire che l'utilizzo della fonetica, della fonologia per fare delle classificazioni anche in sardo ha in un certo qual modo selezionato quei criteri che ci consentono di dire che il sardo è una lingua conservativa. Cioè, se noi andiamo a vedere dei criteri, soprattutto fonetici, l'area che interessa a noi effettivamente conserva meglio le forme latine. Le forme latine si sono conservate meglio. Se uno pensa che arbeschere e obresci sono la stessa cosa, certo arbeschere, latino albeschere, senz'altro albeschere è più vicino ad albeschere, e su questo credo possiamo essere tutti d'accordo. Tuttavia c'è anche altro. La lingua non è solo fonetica e fonologia, la lingua è anche lessico, la lingua è morfologia, la lingua è anche sintassi. Ora, io sono malato di morfosintassi e quindi spesso e volentieri ammorbo le persone che incontro, qui ne vedo qualcuna con domande sulla morfosintassi. Se andiamo a fare un'analisi della morfosintassi di tutte le varietà sarde, innanzitutto tutte le varietà sarde ci appaiono come più unitarie, e anche le varietà che la Vulgata considera conservative, così conservative non sembrano più. E quindi, insomma, mettiamoci d'accordo sul fatto che, come dice Virdis nell'88, che il quadro generale, insomma, vi faccio vedere la citazione, non la commento perché sennò levo spazio e non vi voglio trattenere troppo. Comunque, sostanzialmente abbiamo una grande frammentazione a livello diatopico, c'è molta differenza tra una zona e l'altra della Sardegna, tuttavia ci sono dei caratteri che qui oggi non discuterò, che ripeto sono soprattutto questa volta di tipo morfologico e morfosintattico, che ci fanno pensare effettivamente ad una unitarietà di fondo di tutte quelle varietà che definiamo sarde. Ora, concentriamoci invece su Nuoro e il nuorese e vediamo come le varietà del nuorese e i criteri che impieghiamo per parlare delle varietà del nuorese spesso a Nuoro entrano un po' in crisi, cioè c'è qualcosa che rispetto a tutto il resto delle varietà del nuorese non troviamo nel nuorese stesso. Come mai parliamo di nuorese? Come mai anche Virdis nella sua ultima classificazione parla di un'ampia area centro-orientale e la chiama appunto il nuorese? Da cosa è caratterizzato il nuorese? La principale il principale aspetto che colpisce chiunque abbia un minimo di orecchio sulle varietà sarde si parla spesso della durezza del nuorese, no? Le varietà centrali sono dure,
In che senso sono dure? Che vuol dire che sono dure? Cosa intendiamo per durezza? Intendiamo probabilmente il fatto che in tutte le varietà nuoresi le occlusive sorde intervocali, che è la P, la T e la K, sostanzialmente non sono andate incontro a processi di indebolimento che invece troviamo in tutte le altre varietà. E senz'altro tutte le varietà del nuorese sono accomunate da questo aspetto, cioè sostanzialmente non c'è la lenizione che invece troviamo nella maggior parte delle altre aree della Sardegna. Per cui il annuoro, come nelle altre aree nuoresi, è sostanzialmente Virdis individua 3 aree, diciamo un'area di cui fa parte il Bittese e gran parte della Baronia, in cui si ha il massimo della conservazione, un'altra area centrale e occidentale e infine un'area meridionale. Ovviamente stiamo parlando di queste varietà qua. Non so se vedete quelle che ho indicato qua. Sostanzialmente parliamo di 1, 2 e 3. Quest'area qua non ha i fenomeni che invece riscontriamo nella gran parte del sardo, cioè per esempio rispetto a un sardo settentrionale aghedu abbiamo abitti a Chettu con la conservazione così com'è, delle occlusive sorde così come sono. Rispetto a Logu abbiamo Locu, rispetto a Pivere abbiamo Pippere, e quindi e anche in fonosintassi, cioè anche al di fuori del confine di parola, abbiamo questo tipo di conservazione, cioè cane e giucane, pane e giuppane, che ne so, tempus e giutempus, sempre una conservazione delle occlusive. Nel resto della Sardegna invece troviamo fenomeni di indebolimento di questi occlusivi. Se andiamo a valutare invece i fenomeni che riguardano il lessico, troviamo invece che un'area di questo nuorese in realtà ha subito forti influssi dal meridione dell'isola. La maggior parte delle innovazioni in realtà arrivano dal sud dell'isola. Ora io qui mi sento un po' a disagio a parlare di lessico perché seduto qui davanti a me abbiamo l'autore di un lavoro importantissimo che spero veda presto la luce sul lessico del nuorese, Paolo Berria, e quindi lui mi scuserà, in questo caso il maestro è lui, non sono io. Però tuttavia possiamo dire che cosa? Che effettivamente talvolta il limite settentrionale degli influssi meridionali è proprio Nuoro. Cioè se noi facciamo un paragone tra il lessico del nuorese e, che ne so, il lessico di Bitti, vediamo che per esempio ci sono delle parole che il nuorese condivide più con le varietà meridionali che non con le varietà più dell'area più settentrionale di questa fantomatica area nuorese che abbiamo nominato. Per esempio, la parola per brutto, non so perché la Deledda dicesse feu, però a Nuoro si dice lezu, che è il tipo catalano esattamente come nel sud dell'isola. Lo stesso il nome per la sedia, addirittura qui il confine è un po' più alto perché si arriva fino a Galtellì, è Cadira, e rispetto al bittese Catrea, quindi Cadira, il prestito ancora una volta un prestito catalano rispetto invece al tipo settentrionale o comunque al tipo conservativo che viene dal sardo direttamente dalla tradizione latina. Lo stesso il nome per prete, vediamo che
Pride del Nuorese, addirittura Predi fino a Fonni, è un tipo che ricalca il toscano medievale, è arrivato insomma con anche qui con delle innovazioni che provengono dal sud. Un termine famosissimo in tutto il Nuorese è Zilleri. Zilleri in realtà altro non è che il cigliere o i ciglieri, che è una parola dell'antico toscano che indicava la cantina. Quindi se dalla fonologia ci spostiamo un attimo nel lessico, questo stereotipo di grande arcaicità può essere perlomeno essere messo in dubbio. Dicevo della conservazione delle occlusive sorde, torno un attimo alla fonetica. Le occlusive sorde è vero che sono conservate nella Barbagia settentrionale e nella Baronia sempre, ma per quanto riguarda la varietà di Nuoro invece abbiamo qualche problema sulla dentale, sull'alveolare, perché l'alveolare fa un po' come vuole. In che senso? Abbiamo per esempio la conservazione della T in fonosintassi, lo dicevo prima, tempusu, su tempusu, però per esempio da un punto di vista morfologico andiamo in crisi, perché se andiamo a vedere i participi passati e la desinenza di participio passato, il participio passato della prima coniugazione, istimare, faccio un esempio, è istimau, quindi lì la T se n'è andata a farsi benedire, e istimada per il femminile. Di contro ha le varietà della baronia in cui è sempre conservata. Ora io provo a farvi sentire questa frase. L'esapanato de pulire rene tutto dopo che nato. L'esapanato de pulire rene tutto dopo che nato. L'esaponato de pulire rene tutto dopo che nato. Chi parla è uno di Galtellì. Vedete, qui abbiamo che nato, a Nuoro sarebbe che nau. E quindi in effetti questo, che è probabilmente anche questo un influsso che proviene dal sud, però tuttavia ha una pertinenza di tipo morfologico. Cioè, è vero che il participio passato sta tra sistema nominale e sistema verbale, però tuttavia assume rilevanza morfologica perché lo troviamo esclusivamente nell'espressione di un fatto morfologico. Però, per esempio, la T l'abbiamo assolutamente ben conservata nella terza persona, nella desinenza di terza persona. Si dice istimata, dove già a Oliena dicono istimata. Quindi con la T ben conservata. Quindi la T in realtà comincia ad essere entrata in crisi. A volte entra in crisi anche nel corpo di parola. Per esempio non si dice meta molto, come a Bitti e in baronia, ma si dice meta. E quindi insomma anche lì abbiamo qualche... Scusate. Ecco, poi il nuorese è molto conservativo in questo caso per quanto riguarda le occlusive sonore, per esempio dal latino pede, abbiamo appunto pede, da nighellu senza metafonia probabilmente in latino, in nuorese nigheddu, quindi con la g conservata, e lo stesso dal latino fabula abbiamo il nuorese fabula, con la conservazione della b. E i participi, lo dicevo prima, sono andati per un'altra strada, vanno talmente per un'altra strada anche nelle varietà a sud di Nuoro, per cui se da Nuoro ci spostiamo a Orgosolo, per esempio, o già Oliena, il participio di prima coniugazione femminile non è, per esempio, andava, come a Nuoro, ma è andà. A usadomo non so mai andà. A usadomo non so mai andà. E quindi in realtà lì le varietà della Barbagia di Ollollai fanno qualcosa che neanche le varietà meridionali avevano fatto, cioè sono andate molto al di là quindi anche lì insomma questo mito, in realtà c'è tutta una risistemazione anche poi delle innovazioni che in questa zona
arrivano dal sud. Se vedete questa bella cartina, in questa bella cartina abbiamo la rappresentazione, sembra il nuorese, quello che in tutte le classificazioni viene chiamata area nuorese, ma questa è la cartina che caratterizza l'avversione al fonema F, soprattutto in posizione iniziale prevocalica, che voglio dire, se voi andate a Oliena come se andate a Bitti, dal latino femina avete emina, saemina, dal latino festa avete esta, eccetera, eccetera. Dal latino facere avete aere o achere, a seconda della zona. Il nuorese, la varietà di Nuoro, è l'unica varietà di quest'area che invece ha conservato la F. Diciamo, tra le varietà indagate possiamo dire che anche la vicinissima Lollove, Lollove ci dà qualche problema, perché a Lollove ci sono alcuni parlanti che la conservano e altri invece che la manifestano la caduta della F. Parliamo sempre di caduta o avversione, in realtà probabilmente prima di cadere, come ha fatto anche in altre aree della Romagna, quindi del dominio linguistico neolatino, prima di cadere la F è diventata una fricativa, già la era, però più arretrata, e di questo fatto noi abbiamo una testimonianza nella sincronia che ci proviene da Ovodda. Ovodda è l'unica varietà dove la F è sostituita da un suono più arretrato, che più o meno è questo qua. Vediamolo nella parola fele, nuorese fele. Fele, fele, Oppure, se volete, femina. femmina. Sentite questa H, che è probabilmente una fricativa velare, o forse ancora più arretrata. Non ci sono degli studi chiari su questo fenomeno. Il nuorese, dicevo, invece mantiene tranquillamente la F, tant'è che, per esempio, in queste due frasi, una è una frase registrata a Nuoro e l'altra è una frase registrata a Sarule, più o meno la stessa frase, vedete la prima persona l'imperfetto indicativo del verbo essere è Fippo. Sentiamo la frase. Quando Vippo in Terramanna, io che sempre bestes bellas, galanas e costosas. Quando Vippo, ovviamente la F in posizione intervocalica si sonorizza e diventa V. Quindi Fippo, però quando Vippo. Invece come risponde la nostra amica, che è una signora, di Sarule? Cannip in continenta vi sempre gestire novos e costosos. Cannip in continenta vi sempre gestire novos e costosos. Candippo, scusate, qui la colpa della varietà prima i tecnici abbiamo combattuto per arrivare a un volume decente, però ovviamente le registrazioni sono fatte in casa, nel senso che le ho fatte io, e quindi spesso hanno volumi differenti. Allora, abbiamo parlato di vari fenomeni che riguardavano soprattutto la fonetica. Mi sposterei un attimo, appunto, essendo malato da questo punto di vista di morfosintassi, alla morfosintassi del nuorese e anche di tutte le altre varietà di quest'area. Il problema è se andiamo a vedere anche lì i manuali di linguistica romanza, troviamo sostanzialmente che il nuorese in quanto area e il nuorese in quanto varietà di Nuoro ha delle caratteristiche estremamente conservative anche dal punto di vista della morfosintassi. La realtà, dunque, se noi analizziamo le singole forme, probabilmente è anche vero. Se però andiamo a vedere come sono state ridigerite queste forme, passatemi un po' il linguaggio impressionistico, l'impressione di conservatorismo e arcaicità viene un po' meno. Cosa voglio dire? Nel nuorese,
per esempio, esiste in tutti i manuali in numerosi manuali di linguistica romanza trovate che il nuorese conserva le forme del congiuntivo imperfetto del latino. Quindi l'unica varietà romanza che conserva, o una delle poche varietà romanze che conservano le forme dell'imperfetto congiuntivo latino, è il nuorese. In realtà, se poi andiamo a vedere sul campo, andiamo a sentire come le persone parlano, è verino, nel senso che è vero per quanto riguarda i verbi ausiliari, essere e avere, ma quando invece abbiamo le altre coniugazioni abbiamo solamente delle forme analitiche, cioè abbiamo, invece di avere un'unica forma, abbiamo una perifrasi. Per cui, per esempio, questa frase capitavo essere di addobbiare questa persona. Capitavo essere di addobbiare questa persona, che vuol dire magari capitasse di incontrare quella persona, e qui avete sostanzialmente una forma che non è una sola, ma sono due, quindi si tratta di una forma analitica. Una forma analitica che a seconda della situazione, cioè non la si esprime più con la grammatica, ma la si esprime in altri modi, può avere sia il valore di imperfetto congiuntivo che invece il valore di passato, quindi di forme che anche in italiano sono espresse in forma analitica. Non solo, ci sono poi delle forme soggette a un elevato grado di grammaticalizzazione, per cui questa perifrasi è espressa da un ausiliare solo, che appunto è una mera parola grammaticale e che serve ora come ausiliare avere, ora come ausiliare essere, nel senso è un ausiliare passepartout. Vediamo questa frase. Ti la ponau in modo che mere se la sa in pace. Ti la ponau in modo che mere se la sa in pace. Questo erese non è né eserete né aerete, ma alla fine è un erese. E questo erese può avere sia valore di ausiliare essere che valore di ausiliare avere, nel senso è una mera parola grammaticale che serve esclusivamente nell'espressione, nella formazione di queste forme appunto analitiche. Il sardo sì, diciamo è abbastanza, tutte le varietà sarde hanno una sovraestensione dell'ausiliare essere rispetto all'ausiliare avere nelle forme composte, e in più ci sono queste forme fortemente grammaticalizzate di congiuntivo in cui abbiamo un solo ausiliare a corpo fonico estremamente ridotto che si specializza appunto e viene utilizzato esclusivamente in questo tipo di perifrasi. Allora, il regno delle forme analitiche. Per esempio, il sardo, avendo solo forme analitiche, e nella fattispecie il nuorese e le varietà di questa zona, avendo solo forme analitiche, perderebbero in qualche modo delle sfumature aspettuali importanti. Cioè, se io voglio esprimere la controfattualità, cioè se voglio dire che una cosa è avvenuta, è collocata nel passato e non si è verificata, ho bisogno di qualche strategia per poter esprimere questo fatto. E ci sono allora i tempi sovracomposti, molto diffusi nel nuorese. Cioè quando esprimo una modalità controfattuale, cioè se dico se fossi venuto tu ci sarei venuto anch'io, ma tu non ci sei venuto, io non ci sono venuto, e quindi è una ipotesi che non si è realizzata, il nuorese mette in campo i tempi sovracomposti. Qui vedete una struttura, avevo, se sostanzialmente aia ha più fatto, avevo avuto fatto, fippi stavo andau, ero stato andato. Allora, per esempio, qui un esempio bello, anche per la possibilità di agire pragmaticamente in queste costruzioni, la frase "se avessi avuto fame avresti mangiato" mi è stata data così. Sai più gana, manicau baia sappio. Si ha più gana, manicau baia sappio. Cioè,
se avevi avuto fame, mangiato, ci avevi avuto più o meno, la traduzione in italiano così, fatto in casa. Allora, per terminare, non credo di aver rubato troppo tempo ancora, vorrei soffermarmi su alcune peculiarità delle parlate di quest'area. Ho usato così nella terminologia i nomi dei toponimi utilizzati dalla Deledda, quindi Oronou è evidentemente in Colombie Sparvieri Orune, Fonni lo cita spesso senza cambiarli di nome, Ar è Lollove e Galte è ovviamente Galtellì. Cominciamo da Orune. Orune ha delle peculiarità nel sistema verbale che sono effettivamente solo di Orune. Per esempio ci sono delle forme di... avrete capito che io sono un po' fissato con i congiuntivi, mi perdonerete, però ognuno ha le proprie deviazioni. Io avevo questa qua fin da piccolo e mi sono fissato su queste cose. Le forme di congiuntivo presente dell'orunese sono molto singolari per quanto riguarda la prima e la seconda plurale. C'è una sola desinenza che vale per tutte e tre le coniugazioni, ma che è frutto di un cumulo desinenziale, cioè emamus per la prima persona e edazes per la seconda persona plurale, che è sostanzialmente sorta dal cumulo di emas, proprio del congiuntivo, e che troviamo anche in altre varietà, più mus, che invece troviamo nel presente indicativo, e edas più zes, che troviamo negli ausiliari. Quindi, per esempio, qui, scusate, non ho registrazione, accontentatevi di quanto posso fare io, mamma chere chi la cheda zerderettoso, cioè mamma vuole che lo facciate subito. Mamma non chere chi diremamus crasa, non vuole che torniamo domani. Ma un altro fatto che caratterizza, e quindi in un certo qual modo cominciamo a confrontarci col fatto che le specificità anche morfologiche di una singola comunità spesso acquistano nei confronti delle parlanti del circondario di una salienza fortissima, per cui chi è orunese si distingue anche per il fatto di avere certe forme verbali, anche per il fatto di avere delle peculiarità che non sono solo nella fonetica, la fonetica è più da un punto di vista percettivo, ha evidentemente una salienza maggiore, ma anche nella morfologia. Pensate, non lo so, alla desinenza po, che sentite per la prima persona in tutti i tempi e in tutti i modi esprime la prima persona, eccetto nel presente indicativo. A Orune, per esempio, istimava po, o ghire po. Avete questo po che è molto ricorrente e che si trova non solo a Orune ma un po' in tutto il nord dell'area che abbiamo definito onorese. Un altro fatto che ha una forte salienza percettiva è la presenza di una sibilante alveolare che è solo sorda. A Orune, ma non solo a Orune, per esempio si dice crasa invece che crasa, cassu invece che casu. E devo dire che le generazioni più giovani stanno andando anche oltre, nel senso i più giovani, diciamo con i più giovani intendo quelli nati dagli anni 50-60 in poi, in alcuni parlanti la S tende ad essere sostituita anche questa volta da un suono più arretrato, per cui crasa può diventare craha. Qui avevo un esempio, però si sente molto, ma forse se stiamo molto zitti riusciamo a sentirlo. Ergiamoghi da nugore gira craha, dice la parlante. Questo fatto è talmente rilevante che poi diventa quasi
diciamo uno scibolè, cioè una marca d'identità, tant'è che lo troviamo anche su Facebook. Qui avete un esempio a Orune, link a Sorunessa. Il fatto che la S sia solo sorda e anche particolarmente intensa viene poi utilizzato anche per definire l'orunese verace. Qui c'è escicati truncasa pane e cassu o siluyuchese usalu, no? Cervello. E qui abbiamo in una pasticceria di Fonni casadinas, quindi evidentemente fatti prettamente linguistici poi acquistano anche un valore extralinguistico, marcano in qualche modo l'identità. Vado un po' più velocemente. Per esempio a Fonni, purtroppo non ho la fotografia, ma a Fonni c'è una ulteriore peculiarità, cioè una sorta di rifonologizzazione per cui le S intense originarie sono sostituite dalla interdentale, per cui th, e la S diciamo singola è invece sostituita da una S sorda intensa. Qui abbiamo la coppia minima, uno è hai bisogno del riposo. Ti bisogna tu passo. Ti bisogna tu passo. Su passu. E invece stai andando a passo veloce. E sta andando a passo No, sta andando a passo veloce. E sta andando a passo. Quindi uno è passu, riposo, passare, in nuorese passu, l'altro è passu. Uno diventa passu e l'altro diventa passu. Tanto per... Evidentemente anche questa cosa è molto interessante perché, per esempio, in tutti, non so, c'è un bed and breakfast a Fonni, spero di non fare pubblicità, ma insomma se lo faccio mi scusi, lo faccio per motivi scientifici. Abbiamo che si chiama Sadommo e Famere, perché siccome Dessamere la S è intensa diventa Ethamere. No, oppure era Saposento e insomma, comunque l'esempio è giusto, ma se ho sbagliato il nome del bed and breakfast almeno non ho fatto pubblicità occulta. E poi magari voi potreste pensare che io abbia ricevuto qualche... Altra caratteristica che all'interno della stessa comunità marca differenze, questa volta di genere, ce l'abbiamo sempre a Orune, dove esiste una pronuncia femminile e una pronuncia maschile per un singolo suono, cioè la Y. Allora, per dimostrarvi, spero che non me lo sono inventato, cioè ci ho studiato tanto su questa roba, ho fatto un'inchiesta nel 2007, sono andato, ho intervistato 30-40 persone, insomma, quindi insomma, ho appurato che la cosa regge, e tra l'altro non è solo di Orune, ma si verifica anche in altri paesi, sempre per la Y, che è particolarmente instabile. Vediamo alcune frasi, ovviamente sono scelte ad hoc. Gennaio è il mese più freddo di tutto l'anno, detto da un uomo. Gennaio è il mese più freddo di tutto l'anno. E sentiamo come lo dice una donna. Gennaio è il mese più freddo dell'anno. Gennaio è il mese più freddo dell'anno. Oppure oggi Giovanni e Giorgio giocano peggio degli altri giorni. Ci piaceva, evidentemente qui c'era un concentrato di Y che ci interessava. Oggi Giovanni e Giorgio giocano peggio degli altri giorni. Qui avete anche de Haterardiese, no? E poi invece la donna. Oggi Giovanni e Giorgio giocano peggio degli altri giorni. Non so, credo si colga la differenza. Evidentemente anche qui si tratta di un fatto fonetico che però poi fonetico-fonologico che però acquista una pertinenza di natura extralinguistica e va a marcare la differenza di genere, più che di genere direi proprio la differenza squisitamente sessuale. Quindi uomini pronunciano in un modo, donne in un altro. E vediamo qualche esempio anche da
ar, quindi lollove, anche qui quello che dicevo prima, abbiamo informatrici che conservano la F, e qui per esempio mi interessava questa, anche qui scusate ma non ho la registrazione, ho provato a tagliarla ma ho avuto problemi. Appovatto usati in manna a Sunichele de su comune. Cioè ho fatto la di manna, questo è un tratto tipicamente che l'Ollove condivide con le parlate del nord dell'area norese, quindi Bitti, Orune, di manna, e anche Nichele, che mi confermerà Paolo, non è tipicamente, non esiste a Nuoro, o esiste poco a Nuoro, ma c'è a Orune. Esatto. E poi abbiamo invece un'altra informatrice, sempre di Lollove, un po' più anziana, che invece dice tranquillamente che ha fatto un incidente a Custupodiche, quindi con la F che invece se n'è andata a spasso. Lollove è interessante anche per gli studi, Lollove è anche Orune per certi aspetti, è anche interessante per gli studi di morfologia, per la teoria morfologica, perché per esempio a Lollove come a Orune abbiamo una particolare flessione del verbo andare, una flessione con due radici distinte, quindi a suppletivismo, per cui nelle forme finite del verbo abbiamo una radice ba, quindi vado, si dice baio, basa, bata, bamusu, bazisi, bana, e invece nelle forme non finite annanne, annare e annau, cosa che trovate anche a Orune per esempio, con qualche differenza. Un altro fatto così che la varietà di Lollove ha in comune con quella di Orune è la particolare accentuazione nelle forme di indicativo imperfetto. Per esempio avete cantavapo o cantava o cantavo, e cantavamo su e cantavazisi, la stessa, oppure dormiamus e dormiazis, che la varietà di Lollove condivide con quella di Nuoro. È un tratto fortemente, sarei tentato di dire, antisardo, nel senso che varietà che hanno questo tipo di ritrazione dell'accento sono abbastanza rare. Il nuorese più regolarmente ha cantavo, cantavasa, cantavata, cantavammusu, cantavazzes e cantavana, quindi con l'accento, e poi anche bendiavammusu e bendiavazzes, dormiavammusu e dormiavazzes. Allora, vado a concludere così facendo un tributo a Galte, e vi faccio vedere una peculiarità per cui quelli di Galtellì sono molto riconosciuti rispetto agli altri parlanti della zona, perché le forme flesse di infinito, ora vado a dire di che cosa sto parlando, diciamo in tutto il sardo c'è la possibilità di avere delle frasi infinitive con un soggetto diverso da quello della frase reggente. In italiano possiamo solamente dire penso di venire, dove penso di venire vuol dire che vengo io e basta, non c'è possibilità di fraintendimento. In sardo sono possibili delle frasi di questo tipo, però con un soggetto non coreferenziale con quello della reggente, quindi il soggetto della frase infinitiva può essere un soggetto diverso. E qui per esempio abbiamo nelle varietà nuoresi invece, oltre a essere possibili come in tutto il sardo frasi di questo tipo, abbiamo anche la possibilità che la forma dell'infinito prenda una desinenza personale. Quindi la frase
questa tappo, preparausi, stanza, prodormires in hoc, prodormires, cioè la desinenza di seconda persona, molto diffusa in quest'area, diciamo nel Nuore, io ho fatto un po' delle inchieste, nella varietà di Nuoro è abbastanza recessiva, sono forme abbastanza recessive. Nella Baronia sono molto vitali, sono talmente vitali che a un certo punto si sono un po' riaggiustate e nel paradigma dell'infinito flesso a Galtellì ci sono delle forme per la prima e la terza coniugazione, il tipo torrare e drommire, che prendono una reduplicazione, cioè drommires diventa drommireres, con un re in più. Torrare diventa torrare reppo. Io, la prima persona, è torrare reppo. E sono talmente tipiche della varietà di Galtellì che sono particolarmente sentite come così degne di nota anche dai parlanti dei paesi vicini. Vi faccio sentire, ve ne faccio sentire giusto una. Non pensavo di tornare subito. Non pensavo di tornare poderetto. Non pensavo di tornare poderetto. Tornare reppo diretto. Tra l'altro sono tutte caratterizzate dal fatto che l'accento si sposta e cade nella sillaba immediatamente precedente alla desinenza personale. Tant'è che anche nella seconda persona, nella seconda coniugazione, dove invece questa reduplicazione non è possibile, la frase "gli ho regalato un cane perché venga a caccia con me" suona così. L'ho regalato un cane, provenneretta a cazza che mecus. Provenneretta cazza chi mecus. Quindi provenneret addirittura con un accento proprio sull'ultima sillaba. Cioè l'accento cade sulla vocale che precede la desinenza. Quindi e un altro fatto tipico di tutte le varietà della morfologia verbale delle varietà settentrionali, della varietà nuorese settentrionali, è la presenza, l'estensione dell'ausiliare essere anche all'imperfetto, alle forme con imperfetto indicativo, per cui questa frase qua: Ipocherto un companzo che si è travallato che mecus. Ipocherto un companzo che si è travallato che mecus. Ipochertu unu cumpanzu chi sere travallato chi mecus. Cioè, letteralmente, ero voluto un amico che fosse lavorato con me. Quindi, cioè, abbiamo in quest'area una sovraestensione che aggiunta a conseguenze diciamo estreme dell'utilizzo sovraesteso dell'ausiliare essere in queste forme analitiche, non solo per il congiuntivo ma anche per il modo indicativo. Allora, volendo trarre delle conclusioni, ma insomma delle conclusioni che ovviamente non sono conclusioni perché mi sono limitato a fare un viaggio, devo dire anche in maniera un po' più, diciamo, forse non so, uscendo leggermente fuori dal tema principale del convegno. È chiaro che c'è una sostanziale unitarietà di fondo in tutte le varietà che chiamiamo nuoresi e che nelle classificazioni si chiamano nuoresi. Emerge però un forte tratto identitario e quindi la volontà con cui dei fatti di natura squisitamente fonetica poi vengono utilizzati dalle comunità per marcare altro, cioè per marcare un'identità collettiva e qualche volta, come abbiamo visto, un'identità comunitaria più che collettiva, e qualche volta per utilizzare anche queste differenze fonetico-fonologiche anche all'interno della stessa comunità, per esempio le differenze di genere che sono abbastanza diffuse, che partono dal fatto che un singolo suono è particolarmente instabile, ma diciamo, le falle del sistema in qualche modo sono utili a marcare
a diciamo, rendere palesi differenze che sono invece di natura extralinguistica. Con tutto questo, io faccio il mio lavoro, nel senso che provo a fare il dialettologo, quindi guardo la microdifferenziazione, la microdifferenza, ciò non toglie che io non creda fermamente che esiste un'unitarietà del fondo del sardo, ma esistono anche le comunità, esistono anche le dinamiche comunitarie, e in un certo qual modo queste differenze in qualche modo ci fanno anche vedere quanto queste identità sono forti anche sul piano linguistico. Vi ringrazio. Grazie Simone per il tuo prezioso contributo e per la tua analisi linguistica così puntuale, proposta con somma dovizia di particolari, e per scandagliare, per averci fatto scandagliare l'universo sardofono della Deledda. No. Quindi non sei affatto fuori tema, fa parte di quel discorso contestuale che ci interessava approfondire, quindi la ridefinizione anche dei perimetri geolinguistici, anche in relazione alla maggiore o minore conservatività, e questo è elementi di interesse, almeno per me, ma credo per tutto l'uditorio, e quindi la risistemazione in virtù di ciò delle innovazioni linguistiche in un'area che è appunto quella deleddiana, ricca e stratificata. Mi verrebbe quasi, prima di andare avanti, ma ci vorrebbe un'altra ulteriore sessione, insomma, non abbiamo più tempo e verosimilmente non c'è più denaro, come si diceva un tempo, capire perché la Deledda a un certo punto, al proposito del sostrato linguistico di quel segno letterario, ne abbiamo parlato lungamente a Sassari con i linguisti, insomma con i filologi, scelga il logudorese. Nell'inserzione linguistica scelga prevalentemente il logudorese e non il nuorese. Ed è quel discorso che si faceva su quel modello, a proposito di attrazione legittimante del toscano, da noi a un certo punto era il logudorese l'attrazione legittimante, cioè la lingua veicolata e modellizzata dai nostri poeti. E la Deledda prevalentemente sceglie quella varietà, ma ci vorrebbe qui, come dire, un'altra sessione. Vorrei salutare calorosamente gli studenti che mi dicono numerosi del CIUSA che sono in collegamento streaming, e con loro salutare naturalmente dei docenti e gli insegnanti. Li ringrazio davvero tantissimo, come ringrazio naturalmente, seppur in ritardo, non potevo fare altrimenti, gli studenti che erano altrettanto numerosi in presenza stamattina. Questa è un'altra di quelle cose che mi rendono felice. E adesso ci spostiamo, devo dire con una certa curiosità, al guardaroba di Grazia Deledda. Quindi al guardaroba di Grazia Deledda, linee, tessuti, ornamenti, e con una riflessione mi è parso di capire, adesso ce lo dirà la nostra relatrice, di riflettere su ciò che gli abiti sono stati nella vita di Grazia Deledda, cioè quindi un'altra forma di comunicazione, un'altra forma di linguaggio. Apriamo con garbo il guardaroba di Grazia Deledda, mi ha detto Franca Rosa, bellissimo questo. Apriamo con garbo il guardaroba di Grazia Deledda, quindi scoprire che ogni indumento ha avuto anche nella vita di Grazia una sua funzione, come una sua funzione l'ha avuta nella vita, come dire, nell'esistenza di ciascuno di noi. Dagli abiti dell'infanzia quindi agli abiti della maturità, e appunto ce ne parlerà Franca Rosa Contu, già funzionario dell'ISRE e responsabile del settore musei. Ha prestato servizio dal 1987 fino allo scorso mese di giugno. E allora certo. Ha curato in particolare la conservazione, la catalogazione e l'esposizione delle collezioni del Museo del Costume e del Museo Deleddiano di Nuoro, ha diretto e realizzato l'esposizione della Sala dei Carnevali e degli strumenti tradizionali sardi del nuovo Museo del Costume, aperta nel giugno del 2018,
Dal 1990, quindi illo tempore, che nessuno si senta offeso, ha curato la conservazione nei depositi dell'ISRE dei tessuti della collezione regionale Cocco e ha curato la loro esposizione permanente nel padiglione etnografico della Cittadella dei Musei di Cagliari, inaugurata nel 2010. Ha fatto parte del gruppo di coordinamento scientifico del progetto regionale di catalogazione dei beni di interesse demo-etnoantropologico che l'ISRE ha coordinato in collaborazione con l'Università di Cagliari e di Sassari. In relazione ai compiti istituzionali dell'ente, ha seguito numerose attività dei musei regionali di carattere demo-etno-antropologico. Insomma, un curriculum nutrito che dice anche, se posso permettermi, al di là del meritorio lavoro di Franca Rosa, del ruolo importante che ha rivestito l'ISRE. Un ruolo fondamentale che ha rivestito l'ISRE, questo va ricordato sempre. Io darei la parola a Franca Rosa. Prego. Grazie di avermi invitato. Qui mi sento proprio a casa. Non manco da tanto e minimo di emozione c'è. Però davvero è un onore poter ancora una volta dare quel che posso per un'istituzione per la quale ho davvero dato con tutto il cuore il mio lavoro in tutti questi anni. Dunque, avevo appena consegnato al collega Ignazio qualche mese fa il titolo di questo mio intervento, che subito dopo avevo iniziato a considerare quali sarebbero potute essere le aspettative generate da questo titolo. Qualcuno avrebbe forse atteso una trattazione di tipo stilistico, merceologico, adatto agli appassionati di storia della moda e del costume? Altri avrebbero pensato all'ennesima, incauta incursione nella vita privata di Grazia Deledda, già scandagliata tra lettere, amori, romanzi, novelle, ambiente, natura, lavoro, famiglia e non dimentichiamo la fulgida carriera e il Nobel. In realtà da anni, da quando ho iniziato a occuparmi di Grazia Deledda per l'ISRE, nel lavoro fatto con i colleghi del settore musei per l'allestimento del Museo Deleddiano, nella casa natale della scrittrice con la direzione di Paolo Piquereddu, ho sempre pensato a lei in modo alternativo. Il mandato nel riallestimento del museo era quello di riportare finalmente a Nuoro, finalmente a casa, la bizzarra, inquieta, palpitante bambina e poi ragazza e giovane donna che Nuoro, città dolorosamente bipolare, da un lato nutriva con la ricchezza della sua natura, della sua gente, delle sue usanze, e dall'altro soffocava e di fatto respingeva per l'incapacità di coglierne la fulgida intelligenza e la lucida ribellione a un destino di vita che si pretendeva rimanesse preordinato e precostituito al solo, seppur nobile, ruolo di donna, moglie, madre. Ma farla tornare a casa in modo credibile, seguendo il filo dei suoi scritti, richiedeva un grande sforzo di immedesimazione con lei e con il suo ambiente. Direi ancora di più, un abbandono quasi infantile e simbiotico nella vicinanza con lei, seguendo il mutare della sua vita nelle fasi della sua crescita fino alla sua maturità. E allora era necessario per me pensarla e ripensarla tutta intera, bambina, donna e scrittrice nella relazione con la sua famiglia e la sua casa e con il suo ambiente, insomma di riconsiderare nell'insieme la sua vita. Così come la sua casa nella Nuoro del tempo era come sospesa tra il rione Sant'Upredu e la valle che discendeva verso la baronia e il mare, la vita di Grazia scorre continuamente sospesa tra il lato della casa che si affaccia sulla strada cittadina e quello che guarda al giardino e agli orti confinanti con quello che lei chiamava lo stradone, un confine che per Grazia si allargava promettente verso orizzonti sempre più ampi e arditi, arrivando ben oltre la valle, fino al mare, alla penisola, a Roma. Allo stesso modo come la casa, la sua famiglia è come sospesa fra tradizione e modernità. Si vive grazie alle attività tradizionali e a quelle imprenditoriali del padre, e anche gli abiti indossati in famiglia partecipano di questi diversi aspetti. La madre, la nonna, la fedele domestica vestono abiti tradizionali, quelli che oggi definiamo i costumi. Ecco tratto da Cosimo il ritratto della nonna.
e d'un tratto Cosimo vide che la nonnina era vestita da sposa, con un costume di orbace scarlatto e broccato. Il grembiale era ricamato a vivi colori, sulle punte davanti del corsetto verdeggiavano 2 foglie di palma. La benda che avvolgeva la piccola testa, bianca e un po' inamidata, pareva di antico bisso, come in un sogno, la nonnina. Il padre e i fratelli vestono prosaicamente abiti di taglio borghese, secondo la moda del tempo. E di Grazia e delle sorelle ancora bambine sappiamo prima di tutto di Grazia che, vestita di un grembiale grigiastro con le tasche, con le calze di grosso cotone grezzo, le scarpe rustiche a lacci, più paesana che borghese, aspetta dondolandosi che passi qualcuno o qualcuno si affaccia a una finestra di fronte per comunicare una notizia importante. Questa è la piccola Grazia in Cosima che vuole annunciare la nascita del fratellino che poi sarà una sorellina. Le 2 sorelle maggiori di Enza e Giovanna, maggiori di Grazia, Cosima, i loro vestiti sono davvero buffi, dice Grazia, con la sottana larga e lunga allacciata alla vita intorno alla camicetta a sprone, con le maniche abbondanti, il tutto di un tessuto a strisce colorate. Della stessa stoffa, non si faceva certo spreco di nulla, e la borsa per i libri. Hanno anch'esse le calze bianche e gli scarponcini con i chiodi che duravano di più, e in testa fazzoletti di seta che già però esse annodano con civetteria sulla guancia sinistra, lasciando scoperti i capelli fino a metà testa. Quindi una trasgressione rispetto all'usanza del fazzoletto in modo tradizionale. A Grazia, Gavina nel romanzo Sino al confine, non piaceva sentirsi osservata e tantomeno sostenere gli sguardi maschili dei frequentatori spesso oziosi, lo sappiamo, della via Maiore, oggi Corso Garibaldi. Ecco perché al ritorno da scuola Gavina, che sfuggiva la via principale, non portava né cappello né ombrello, ma un fazzoletto di seta annodato con una certa civetteria che le avvolgeva la testa. Del resto, in tutta la sua persona si notava qualcosa di rozzo e di aristocratico insieme. Camicetta di indiana turchina, gonna larga e lunga, scarpe a legacci, erano più da paesana che da borghese. Più paesana che borghese, dunque. Abiti modesti che metteranno a disagio Grazia nel suo diventare ragazzina e poi giovane donna. Lo stile vestimentario delle ragazze dell'Edda, e in particolare di Grazia, Gavina, Sino al confine, era stato oggetto di una certa riflessione familiare. Doveva o no Gavina, ora che erano finiti i suoi studi, indossare il costume del paese come sua madre e le sue zie? La madre era per il costume, il padre no. Egli vestiva in borghese e voleva che Gavina conservasse anche lei quei suoi vestiti fra di paesana e di signora, adatti a una fanciulla per bene e, sentite bene, costavano poco. Egli riuscì a convincere sua moglie e Gavina, che non doveva avere alcuna ingerenza né su questa né su altre questioni, non fu interpellata. E questo è un momento, aggiungo io, che in una ragazza è fondamentale, la scelta di ciò che dovrà essere dopo la pausa che era terminata con la conclusione degli studi. Non credo dunque che possiamo ignorare la rilevanza di tale scelta. La rappresentatività sociale degli abiti, unita alla scelta di adottare tipologie abbastanza economiche, trattandosi di ragazze, influiranno notevolmente sulla possibilità delle stesse di sentirsi davvero a loro agio e di mantenere un decoro che doveva confrontarsi con quello delle borghese benestanti. In realtà, anche in questo caso, fra tradizione e modernità, era socialmente necessario partecipare nella famiglia dell'Edda di entrambe le condizioni, indossando abiti borghesi ma coprendo il capo con un fazzoletto, seppur di seta, seppur colorato, quale pegno da pagare assolutamente alla condizione vestimentaria della madre, che era vestita in abiti tradizionali. Eccola ancora sospesa tra un rione e l'altro, tra uno stradone e l'altro, tra una condizione e l'altra. Dunque rigorosamente vietati i cappellini,
che inizieranno a completare il guardaroba di Grazia solo quando, ormai giovane donna, ancora nubile, avrà raggiunto una certa fama, avrà dunque superato, e sappiamo a quale doloroso prezzo, quel confine. Se è vero come è vero che gli abiti e i sistemi vestimentari sono strumenti di comunicazione e di rappresentatività sociale e costituiscono un vero e proprio linguaggio, quelli di Grazia sono inizialmente modesti, quasi stentati, un po' come la lingua e lo stile dei suoi primi scritti. Poi si affinano entrambi. Il linguaggio degli abiti supporta e conforta i progressi letterari della giovane Grazia, al punto che non mi è proprio possibile immaginare che Grazia Deledda avrebbe avuto nessun progresso o fortuna letteraria se avesse indossato gli abiti tradizionali, il costume. Problema che non si era mai presentato agli uomini. I maschi potevano vestire in forma borghese e parlare e scrivere in italiano o viceversa. Non lasciamoci ingannare dalle foto numerose che vedete alle mie spalle, che la ritrae in queste vesti. Si tratta, questa la vediamo lì in alto, di un travestimento per una foto. Grazia Deledda quegli abiti, nella verità della sua vita, non li ha indossati mai. Vi faccio notare che il travestimento è evidenziato dalla mancanza del necessario copricapo su mucadore, che proprio nella sua assenza evidenzia un altro dato, la pettinatura già alla moda di Grazia, quella che le nuoresi chiamavano «asa fatto su tuppè», dicevano. Apriamo dunque con delicato rispetto il suo guardaroba, sbirciamo il suo contenuto e allo stesso tempo anche quello delle sue compaesane e concittadine, popolane o signore di varia età, che vivevano la Nuoro del tempo. Si rivela pian piano ai nostri occhi il lungo lavoro che Grazia deve compiere nella definizione di sé, nella costruzione della sua professione e nella costruzione della sua immagine di donna moderna. Lavoro faticoso per entrambi gli aspetti, ma tralascio il primo, il divenire del suo essere scrittrice, tema per il quale possiamo e abbiamo contato su numerose autorevoli riflessioni, ma mi voglio soffermare sul secondo, la costruzione della sua immagine femminile attraverso gli abiti. Come abbiamo visto, non poteva contare su nessun riferimento o ispirazione nell'ambito familiare, dato che tutte le donne adulte con le quali potevano confrontarsi vestivano gli abiti tradizionali ed erano anche abbastanza ostili a quelli di tipo borghese. Per certo costituivano fonte di ispirazione e desiderio, invece, gli abiti indossati dalle signore benestanti o da ragazze sue coetanee alle quali lo status sociale e le influenze materne permettevano di essere alla moda senza ricorso alle ibride imitazioni che purtroppo caratterizzavano i modesti abiti delle sorelle Deledda. E ce lo dice lei stessa in Cosima. Le due ragazze, dalle quali si recano lei e la sorella in visita, vestono bene perché il padre è impiegato al tribunale ed ecco qui il nuovo ceto impiegatizio che arriva in varie forme a Nuoro, portandosi appresso una serie di conseguenze di tipo sociale e anche vestimentario. E ha una sorella a Sassari, questa ragazza, dove spesso le ragazze passano qualche settimana e apprendono le eleganze cittadine. Oggetto della loro beffa sono quindi goffi vestitini delle altre due, grazie alla sorella, fatti dalla sarta paesana, giallo con guarnizioni rosse quello di Cosima, che parrebbe ridicolo, eppure dà risalto al suo viso pallido e ai folti capelli neri, e così via. Esiste però anche una forte distinzione di classe e censo tra le donne che indossano gli abiti tradizionali nella vita di tutti i giorni e che guardano con alterigia chi indossa abiti borghesi, modesti come quelli di Grazia e per di più privi di radici. E le radici sono il vero conforto della tradizione. Dunque risero le ragazze e si riprese a parlar male delle cugine, le sorelle di Antonino, che spiavano dalle finestre, ma non si degnavano di venire a salutare le piccole borghesi, poiché esse vestivano in costume, sì, dice Grazia Deledda, ma in modo sfarzoso ed erano più ricche delle altre, e così via. Molte suggestioni di moda in tutti i casi arrivano fin dentro la casa di Grazia grazie ai giornali illustrati acquistati dai suoi fratelli
E devo dire che l'impressione che ne ho è che dovesse essere una situazione simile ad aprire ogni volta una nuova breccia in un fortino, dove si cercava di scacciare il nemico, ma il nemico poi penetrava da ogni pertugio. E, lo dice bene, come giungessero fino a lei i giornali illustrati non si sa. Erano forse i Fratelli e così via. Erano giornali per ragazzi, riviste agili ben figurate, giornali di varietà e di moda, sicuro l'ultima moda con i suoi figurini di donna, dall'alta pettinatura imbottita, la vita sottile, il paniere prominente, l'ombrellino grande a merletti, come quello del Santissimo Sacramento, e i ventagli di piume simili a quelli del sultano, gioia, tormento e corruzione delle ragazze. Voglio qui farvi notare che il modo di dire all'ultima moda, che a Nuoro si è mantenuto e si mantiene finora, deriva probabilmente dal titolo di questa rivista, no? È l'ultima moda, quella, si veste all'ultima moda, e chi lo diceva con gioia e chi lo diceva per gettare discredito in chi si permetteva. Dunque, col progredire delle sue fortune letterarie si fa pressante il desiderio di adeguare il proprio aspetto e dunque il proprio abbigliamento al ruolo di scrittrice. Qui citiamo per brevità le due esperienze. La prima, terribile fotografia da destinare alla memoria e trasmissione del ricordo di sé. S'era voluta far fotografare coi capelli sciolti, il vestito nuovo color viola di mezzo lutto, il fermaglio d'argento al collo, e ne era venuta fuori un'immagine torva, corrucciata, con gli occhi selvaggi, la bocca sdegnosa, è lei che lo dice di se stessa, il petto legnoso, la prima deformazione della sua personalità spirituale, che sotto le asprezze fisiche dell'adolescenza ella si sentiva invece bella e fina. Dunque una lacerazione tra l'immagine di se stessa e ciò che lei sente di essere in verità. E ancora una volta, grazie ad Eledda, sottrae qualche piccola somma al bilancio familiare e, ben conscia che quella foto non era proponibile per un editore, ne fa fare un'altra e finalmente, dice la testa di Cosima, emergeva da un grande ventaglio di piume, di struzzo nere, che ella aveva aperte sul suo scarno petto. Emergeva come da un'ala, che poteva anche avere un simbolo, e gli occhi avevano il loro languore orientale un po' esagerato, eccetera, eccetera. Il fotografo aveva capito a modo suo di che si trattava, aveva capito che quell'immagine era destinata a un amatore, a qualcuno che Cosima voleva attirare per passione, ma anche per arte, e così via. E d'un colpo diventa celebre. Giornali e riviste le domandano novelle e l'editore manda finalmente denari, non molti, ma tanti quanto bastano a lei per non frodare più la cantina e comprarsi un bel vestito di settina nera a puntini d'oro e un boa di piume di struzzo nere e bianche che ha del serpente e dell'uccello. E qui la sempre sottile ironia che caratterizza il modo in cui Grazia descrive e ripensa a se stessa. Quando apparve con le sorelle, alle quali aveva regalato per confortarle eleganti sciarpe di velo alla messa celebrata dal vescovo, in una brillante mattina d'autunno, una schiera di giovanotti, i più intellettuali e spregiudicati del luogo, che andavano alla chiesa solo per sbirciare le donne, si allineò tra una navata e l'altra della bella cattedrale e i loro occhi la serrarono in un nutrito fuoco di fila. Anche le donne la guardavano alle spalle, affascinate più che altro dal suo vestito e dal suo boa dei colori di notte stellata piegata sul suo libro di preghiere. Bene, le donne la guardavano alle spalle, affascinate. Avete notato che anche nell'abbigliamento tradizionale qualche indumento destinato a coprire la testa e il busto concentra proprio nella parte posteriore l'ornamentazione più ricercata e preziosa? Si offre dunque questa parte agli sguardi deliziati o agli sguardi invidiosi, all'osservazione di chi ti scruta le spalle. Per brevità voglio citare tra i molti esempi l'angolo posteriore di Mucadores o Sallos, fazzoletti e scialli da testa, o palas en bustos,
corpetti aderenti che spesso riservano proprio alla parte posteriore le sezioni più preziose. Pensiamo forse che sia un caso anche nella tradizione, non lo è affatto. Ho evidenziato in altre occasioni che soprattutto durante le solenni funzioni religiose in chiesa, dove è anche possibile sfoggiare gli abiti di massima gala in occasione di matrimoni solenni matrimoni o solenni cerimonie, le donne gareggiano tra loro e con le sante sugli altari, sfoggiando abiti tradizionali la cui valenza estetica e il valore economico sono rappresentativi del ceto della proprietaria, del suo gusto personale e anche delle sue capacità di realizzare in proprio alcune ornamentazioni. Per la prima volta, grazie alle sorelle, partecipano di dell'essere osservate con l'invidia che altrimenti era riservata o alle vere ricche borghesi o alle ricche donne in abito tradizionale. La staticità della postura richiesta nel corso delle funzioni e le regole posizionali seguite da ciascuna donna nell'occupare gli spazi nella navata o lungo le cappelle laterali quando presenti hanno anch'essi il loro peso, come anche la possibilità di occupare sedie personali o banchi di famiglia muniti di inginocchiatoio, o quando piuttosto è necessario, come avviene per le popolane nuoresi più volte immortalate, accovacciarsi sul pavimento, al centro della navata o in posizione defilata con le gonne aperte a corolla, come a colmare di fiori un pavimento troppo nudo. Tutto ha un significato. E dato che proprio la Chiesa è anche uno dei pochi luoghi appropriati e concessi alle donne per bene, per esercitare una socialità decorosa nella mescolanza tra ceti sociali, non possiamo non considerare che essa sia anche il luogo più vicino al teatro, nel quale da un lato si segue lo spettacolo corale della celebrazione e il monologo della predica, dall'altro quello della platea dei fedeli, che corrispondono alle sollecitazioni del celebrante con preghiere, canti, ma anche sguardi e pensieri. 1000 e 1000 volte Grazia ne parla nei suoi scritti. Tutti i presenti, le donne in particolare, ma anche gli uomini, come si deduce dalle righe appena citate da Grazia, erano abituati a osservare, scrutare, soppesare, valutare e invidiare alle spalle, senza mai incrociare lo sguardo con l'oggetto del loro interesse. E Grazia Cosima, dopo essersi in qualche modo compiaciuta dell'effetto suscitato dall'apparizione sua e delle sorelle in cattedrale, sposta la riflessione immediatamente sui luoghi lontani, meta dei suoi sogni, che attraverso questi abiti potrà forse raggiungere o che vorrebbe raggiungere con questo tipo di abiti, e la realtà dolorosa di chi permetteva anche alla sua famiglia di vivere con un lavoro modesto. Ecco dunque che Cosima mitiga il trionfo personale ottenuto grazie ai nuovi abiti e immediatamente la sua etica le suggerisce di moderare la propria vanità. Ella volava, le pareva di essere una rondine, sentiva voglia di piangere, era un rigurgito di gioia, di trionfo, ma anche di dolore profondo. E se sollevava gli occhi umidi e vedeva i finestroni alti sotto la volta della chiesa, azzurri di miraggi quasi marini, pensava allo sfondo della finestra del frantoio e alle povere donne unte di olio nuovo che le raccontavano le loro pene. Quindi immediatamente Grazia si porta a un livello di vanità la massima possibile, ma si riporta ad una meditazione, a una riflessione sulla realtà delle donne che le stanno intorno. Le vicissitudini e le altalenanti fortune familiari non le impediscono di perseguire, seppur con saggia oculatezza, il suo piano di, diremmo oggi, restyling, la costruzione di un look adeguato al desiderio di professione. Oggi diremo così. La sua adesione alla moda e ai suoi sempre più veloci mutamenti sarà costante, come il progredire dei suoi successi letterari. Seguirà la moda con costante attenzione fino alla fine dei suoi giorni. Le foto lo dimostrano e anche tante altre che non possiamo mostrare. Il breve fidanzamento e le nozze con Palmiro Madesani la vedranno infatti indossare abiti alla moda e all'altezza del suo successo. In occasione delle nozze, celebrate a Nuoro l'11 gennaio del 1900, Grazia Deledda indossa un abito appunto all'ultima moda,
efficacemente descritto in una lunga lettera inviata a Palmiro Madesani il 5 gennaio del Novecento, a pochi giorni dalle sue nozze. E da qui abbiamo ho estrapolato le poche righe, perché è una lunghissima lettera, molto bella anche. Intanto ti do una bella notizia. Il vestito argento lilla sarà guarnito di perle. Figurati che scintillio, ti offuscherò addirittura, a meno che tu non ti metta le spalline e quella terribile sciabola della quale io ho tanta paura. Qui magari una puntatina psicanalitica di analisi la faremo, però la lasciamo a un'altra occasione. Non un abito bianco, dunque, ma luminoso e lussuoso, significativo del nuovo status e per di più completo di cappellino e guanti. Un autentico passaporto per la nuova destinazione, Roma, per la nuova vita. Di questo abito non è rimasta traccia. Probabilmente Grazia lo usò in occasioni particolari dopo il trasferimento a Roma, magari per andare a teatro, che amava tanto. Poi la moda cambiò e l'abito magari fu, come si diceva, rimodernato per qualche altra utilizzazione prima di cadere nell'oblio. Data la sua valenza, soprattutto simbolica, l'ISL ha voluto proporne una riproduzione basata sulla descrizione che sopra ho riportato e sulla base di una piccola immagine che vedete alle mie spalle, vedete la piccola coppia, è una foto esposta a Nuoro nel 1987 proprio nel Museo Casa Natale di Grazia Deledda in occasione della mostra Grazia Deledda Biografia e Romanzo a cura dell'Enciclopedia Treccani. Il modello e la realizzazione di questo abito sono stati affidati a Lucia Cherchi, stilista e docente di fashion design, modellistica e sartoria presso la scuola di moda e design del maestro Pino. L'11 gennaio del prossimo anno, in occasione della ricorrenza delle nozze di Grazia, l'abito sarà esposto al museo, nella camera da letto della scrittrice, che nel corso dell'ultima ristrutturazione era stata allestita così come Grazia la preparò per accogliere e ospitare il futuro marito in occasione delle nozze. Sarà ancora una volta un modo per partecipare della sua vita e di accompagnarla a casa. Questo abito ha un grande valore simbolico, ripeto, perché segna il pieno raggiungimento del sogno di Grazia, sia sul piano affettivo che professionale. Questo abito sancisce finalmente il suo nuovo status di moderna donna maritata che raggiunge l'agognata capitale con un passaporto per vivere nel mondo e parlare al mondo intero. Grazie. Grazie Franca Rosa per averci introdotto nel guardaroba di Grazia, devo dire davvero con garbo e con tanta grande densità di senso, quindi anche attraverso le fonti, le suggestioni della moda, le riviste, ma devo dire una relazione ricca da una parte di, diciamo, statuti dicotomici, ma soprattutto di simbiosi. Mi è piaciuto questo discorso, anche rapporti simbiotici. Quindi simbiosi tra linguaggi degli abiti e linguaggi letterari, colti anche nella loro evoluzione, ma in modo particolare, e lo è reso anche nella chiusa, nella parte finale, simbiosi tra linguaggi degli abiti e la costruzione di sé. Quindi della propria immagine di donna, della propria identità femminile, di donna moderna. Quindi grazie ancora, interessantissimo. E a proposito di, ritorniamo al discorso linguistico a me caro, riprendendo anche in questo caso alcune questioni che noi abbiamo affrontato già all'Università di Sassari, con Fiorenzo Toso, con Luigi Matt, con l'amico Pisano e con Lauta, altro linguista, sulla questione del raccontare l'isola in italiano. Abbiamo affrontato il discorso del sardo, quindi del sostrato sardo, del contesto sardo. Non poteva mancare naturalmente la questione dell'italiano, quindi la Deledda tra due mondi. In questo caso affrontiamo
e abbiamo affrontato oggi il mondo sardo e quindi il rapporto tra le due lingue. Il rapporto tra le due lingue è il conflitto, è la grande questione che si poneva anche per gli scrittori, non solo sardi, lo abbiamo detto anche a Sassari, delle tante Italie che si sono dovuti, come dire, hanno dovuto affrontare il modello del toscano letterario scritto, lo stesso Manzoni, lo stesso Foscolo, lo Zibaldone, Leopardi ne parla, Pirandello, Capuana, insomma, era una grande questione, come legittimarti attraverso il toscano letterario scritto in un'Italia che era l'Italia del plurilinguismo e del policentrismo. E quale italiano, quale educazione dell'italiano in Sardegna? Come fare gli italiani una volta fatta l'Italia? Come fare i sardi a imitazione degli italiani, direi a questo punto? E quindi le grammatiche, la scuola, come si insegnava l'italiano. E ce ne parlerà la professoressa Marzia Caria, che dovremo avere in collegamento, in videoconferenza. Marzia, la professoressa Caria, che insegna linguistica italiana, educazione linguistica all'Università LUMSA di Roma e all'Università La Sapienza. Ha insegnato le medesime discipline anche negli Atenei di Torino e di Cagliari. Dal 2019 a oggi è borsista dell'Accademia della Crusca nell'ambito del progetto del vocabolario storico della cucina italiana postunitaria. Ci tengo a dire che si è formata all'Università di Sassari, dove ha conseguito il dottorato di ricerca ed è stata assegnista di ricerca e ricercatrice a tempo determinato di linguistica italiana. Ha collaborato in questi anni a diversi progetti FIRB e PRIN e a progetti di ricerca d'Ateneo presso le università in cui attualmente insegna. Tra i suoi interessi scientifici, oggetto di monografie, articoli e saggi ormai numerosi, rientrano in particolare le scritture femminili in volgare legate all'osservanza francescana, il rapporto tra lingua italiana ed immigrazione, su questo tema ha scritto molto Marzia, il linguaggio giovanile e la lingua della cucina italiana. Non so se sia collegata la professoressa. Sì, ci sono. Mi sentite? Ciao Dino, saluto a tutti. Marzia, ti saluto dall'Isola del Mitto, prego. Allora, dovrei aver condiviso lo schermo. Si vede? Si vede PowerPoint, Tino? Sì, sì. Benissimo, scusa, non avevo sentito. Giusto, allora, a posto. Speriamo che la connessione mi assista. Allora, nel mio intervento mi soffermerò su un particolare genere ottocentesco e primo novecentesco connesso a quello dei dizionari dialettali, costituito dai cosiddetti manualetti di provincialismi, testi piuttosto agili e perciò di solito di piccole dimensioni che gli insegnanti di quel periodo usavano nell'attività didattica scolastica quotidiana come strumenti pratici per l'insegnamento linguistico, insieme alle grammatiche e ai vocabolari, col preciso intento di allontanare gli studenti dall'uso di localismi. La preoccupazione per la norma e l'aspirazione verso un italiano uniforme, presentato e visto come modello, aveva portato la scuola post-unitaria a utilizzare manuali decisamente refrattari ad accogliere il parlato e le varietà geografiche dell'italiano, considerate del tutto inadeguate in una prospettiva didattica a causa della distanza rispetto alla lingua letteraria canonizzata dalla tradizione. Ad essere stigmatizzato non era quindi tanto il dialetto quanto piuttosto l'italiano locale collocato a metà tra lingua e dialetto, derivato da una mancata percezione dei confini tra le due varietà. Il principale rischio da evitare era insomma l'interferenza non controllata tra dialetto e italiano. Le prescrizioni, è vero, scoraggiavano il dialetto a scuola, ma tenendo distinta la conoscenza del dialetto da quella della lingua, non necessariamente ne ostacolavano l'uso della comunicazione quotidiana di ambito non scolastico. D'altra parte, gli insegnanti avevano necessità di trovare sul piano linguistico un punto d'incontro con gli studenti
con i quali condividevano peraltro in una realtà nazionale ancora caratterizzata dalla prevalenza di piccoli centri, le esperienze della vita quotidiana segnata da frequenti contatti tra persone che abitavano nello stesso luogo. Di particolare interesse l'attenzione che in questi libretti veniva riservata al lessico all'interno di elenchi più o meno lunghi, in cui a forme connotate come provinciali, quindi non propriamente dialettali, si affiancava il termine fiorentino da preferire. Come per altre regioni, anche all'italiano di Sardegna si sono rivolti, soprattutto a cavallo tra i 2 secoli, alcuni di questi volumetti. Ad inaugurare la serie fu Fedele Romani, con la raccolta Sardismi, uscita a Sassari nel 1886, cui spetta il merito non solo di essere stato il primo compilatore di provincialismi nell'area sarda, ma di aver fornito altre pionieristiche rassegne di regionalismi. È autore infatti di abruzzesismi, che può considerarsi il vero e proprio archetipo della serie, di calabresismi e di toscanismi, maturate in seguito alla sua esperienza di professore nei ginnasi e nei licei di Teramo, Cosenza, Catanzaro, Firenze, Potenza, Palermo e fine Sassari. A distanza di 20 anni dai sardismi di Romani uscirono altri 3 volumetti. Nel 1907 correzioni di alcune forme dialettali di Luigi Ruffini. Nel 1909 La lingua italiana in Sardegna, punti ed osservazioni di grammatica di Silvio Massa. E infine Voci e modi errati dell'uso sardo ad uso delle scuole medie della Sardegna di Antonio Abruzzese nel 1911, poi ristampato in anastatica nel 1987. L'intento didattico con cui questi librettini venivano scritti è sottolineato dagli stessi autori nelle rispettive prefazioni. Si trattava di testi rivolti al mondo della scuola, di cui dovevano giovarsi non solo gli studenti, ma anche gli altri insegnanti delle scuole elementari e secondarie della Sardegna, per abituare i loro alunni a bandire tali idiotismi dal proprio uso linguistico. Attraverso il lavoro di raccolta di questi insegnanti si veniva così a fissare un repertorio via via sempre più esteso di provincialismi, molti dei quali ancora di larga diffusione nel parlato e nella letteratura regionale contemporanea, su cui si vedono in particolare rispettivamente gli studi di Cristina Lavinio e di Antonietta Dettori. Si pensi ad esempio ai regionalismi semantici del tipo di cattivo per malato, cotto per maturo e crudo per acerbo, notte per sera e sera per giorno, e verbi alzare per salire, dormire per addormentare, pienare per riempire, provare per fare effetto, eccetera, eccetera, diventati nel tempo in un certo senso vere e proprie voci bandiera dell'italiano di Sardegna. Menzionate un po' da tutti i repertori dell'epoca, non a caso già riferite ironicamente da Edmondo De Amicis nell'idioma gentile del 1905, testo in cui, per citare De Mauro, l'intento caricaturale e il toscanismo non tolgono di solito esattezza ai rilievi. Come si evince dai cognomi dei compilatori, si tratta, ad eccezione di Silvio Massa, di insegnanti non originari della Sardegna, che si trovarono però a trascorrere una parte della loro vita sull'isola per svolgere la professione di maestri di scuola elementare o di professori di scuole medie e di licei. Però allo stesso tempo anche il caso di Silvio Massa, sardo, che però tra l'altro ha insegnato molto al di fuori della Sardegna e poi in Sardegna a Bosa, è utile perché proprio per il fatto di essere sardo e quindi documenta meglio la percezione di una regionalità marcata anche diastraticamente da parte di un sardo colto. Proprio durante questa esperienza di lavoro che questi insegnanti compilarono i loro repertori di sardismi, traendoli, come ci riferiscono ancora gli stessi autori nelle loro prefazioni dagli elaborati dei loro studenti. Questa è la fonte principale, ma anche da altre fonti, per esempio dai giornali politici, dalle altre scritture di pubblico dominio, dalla stampa locale, o ancora, come dice Abruzzese, scrive Abruzzese, dal parlar quotidiano e, per citare Romani, dal vivo suono della voce del popolo.
Siamo quindi di fronte a raccolte di regionalismi per noi oggi di particolare interesse, specie in prospettiva linguistica, storico-linguistica e di storia della didattica, in quanto testimonianze vive sulle caratteristiche, specie lessicali, percepite come locali tra fine Ottocento e inizio Novecento, e perciò fonti preziose per lo studio dell'italiano regionale di Sardegna nel periodo post-unitario e per la ricostruzione delle competenze linguistiche e delle strategie didattiche impiegate nella scuola di quel periodo. Inoltre, lo studio di questi opuscoli ben si colloca all'interno di queste giornate deleddiane, poiché non di rado gli autori dei manualetti di provincialismi sardi, specie Massa e Abruzzese, quando passano in rassegna i sardismi da evitare, allegano esempi tratti proprio dalla prosa narrativa di Grazia Deledda. Il motivo di questa scelta lo spiega Abruzzese in una nota della prefazione, in cui aveva appena sottolineato il fatto di non aver voluto di proposito ad allargare le sue ricerche allo spoglio e allo studio dei sardismi, ma che un'eccezione aveva creduto di dover fare per Grazia Deledda, non solo perché, cito da Abruzzese, assai significativi sono i sardismi che ella si lascia sfuggire e i ragazzi considerino che se una scrittrice come la Deledda inciampa talora nel suo dialetto e si corrono pericolo di cascarci molto più spesso, ma anche perché non riescano ad acquistar credito e a metter radice. Solo per citare qualche esempio di queste forme di cui si riportano attestazioni deleddiane, si pensi al caso dei sostantivi notte per sera e sera per giorno, citati in tutti e 4 i manualetti da Romani ed Abruzzese, in riferimento alla particolare segmentazione della giornata che tutt'oggi in Sardegna, come noto, avviene in relazione coi pasti principali, per cui mattina è la denominazione della parte della giornata fino al primo pasto, sera si riferisce all'arco di tempo che intercorre tra il primo e il secondo pasto, la voce lessicale notte di conseguenza viene usata in riferimento alla parte della giornata successiva al secondo pasto, per cui, come già sottolineato dalla Loi Corvetto nell'italiano regionale di Sardegna, può accadere allora che alle 14 due persone si salutino l'una con buongiorno e l'altra con buonasera solo perché la seconda, a differenza della prima, ha già consumato il pasto principale del mattino. Regionalismo sul quale Massa riporta esempi nella scrittura della Deledda, in particolare in questo brano tratto dal romanzo La giustizia del 1899, in cui è evidente che si intenda la sera proprio subito dopo il pranzo. Un tratto regionale così marcato e caratterizzante la varietà regionale del sardo da essere segnalato nella grammatica italiana di Luca Sirianni, nella parte dedicata alle formule di saluto, buongiorno e buonasera, in cui riprende le osservazioni proprio della Loi Corvetto. Va anche detto però che tale scansione della giornata, e qui il rimando è a De Blasi nelle pagine dedicate all'italiano di Sardegna nel volume Geografia e Storia dell'italiano regionale, risponde a una percezione tradizionale del tempo. Si coglie anche in altre aree dialettali dove l'inizio della notte coincide in realtà con il tramonto. Per continuare con queste forme che trovano poi attestazioni deleddiane, sempre nei manualetti di provincialismi, un altro caso è quello, potremmo definire un classico, no? Il verbo pienare per riempire. Ancora si riportano citazioni tratte dalla Giustizia del 1899, riportate da Massa e riprese successivamente da Abruzzese. Per questo verbo si tratta certamente di uno dei regionalismi lessicali considerati tra i più marcati, tanto da essere citato, come abbiamo visto, da De Amicis, ed essere definito uno dei più tenaci sardismi da Silvio Massa e da essere classificato da Abruzzese tra i verbi che non esistono in italiano. In realtà uno sguardo ai dizionari storici dimostra che non ci troviamo di fronte a una forma esclusiva dell'area sarda, come sottolinea Paola Manni, che di recente è tornata su questo verbo nella rubrica Consulenza linguistica dell'Accademia della Crusca. L'uso di pienare, oggi sentito indubbiamente scorretto e come tale escluso dai vocabolari della nostra lingua, è attestato infatti in vari autori del passato, da Dante fino a Carducci, sul cui marchio di scorrettezza deve aver pesato però a un certo punto, e pesa tuttora, l'esclusione dal vocabolario della Crusca.
Il verbo è comunque sopravvissuto nell'uso popolare toscano, come fin dall'Ottocento rilevava Pietro Fanfani nel suo vocabolario dell'uso toscano del 1863, non senza affiorare episodicamente in ambito letterario moderno. Lo ritroviamo ad esempio, ricorda ancora Paola Manni, nella prosa anticonvenzionale di Giovanni Papini e nella poesia di Carlo Betocchi. Nel caso della deledda certamente è un verbo che ritroviamo molto diffuso nella sua scrittura letteraria e anche nella scrittura epistolare, in particolare quella privata, su cui ci si è già soffermati in un altro contributo, e potremmo definirlo anche tra i più persistenti, tanto è vero che lo ritroviamo dal Tesoro del 1897 fino alla sua produzione più tarda, Chiesa della Solitudine del 1936. Ma nel caso della deledda, dicevo, non si può tuttavia non tener conto anche dell'interferenza del sostrato dialettale, per cui in dizionari come lo Spano e Pudu riportano certamente il verbo pienare col significato di riempire. Rinvii alla deledda in questi manualetti anche per un altro verbo, e cioè volere, impiegato nell'italiano di Sardegna come ausiliare con il participio passato per indicare necessità e dovere, cioè per esprimere la necessità che qualcosa sia fatta, venga fatta. Come nell'esempio la matematica vuole studiata, cioè deve essere va studiata. Sul fenomeno ancora Loi Corvetto, più di recente anche Cristina Lavigno nel suo articolo pubblicato negli studi di grammatica italiana. Un tratto sul quale, scrive Abruzzese, ci casca al solito, grazie a Deledda, ancora una volta con un esempio tratto dal romanzo La giustizia. Va però specificato anche in questo caso che si tratta di un fenomeno che l'area sarda condivide con altre aree, in particolare con il Salento e con la Calabria, e che oggi in Sardegna certamente è sentito come molto popolare. Oppure abbiamo i verbi intransitivi adoperati transitivamente nell'italiano regionale di Sardegna e anche dalla deledda, secondo quanto ci riportano questi manualetti, in particolare per il verbo picchiare. Stefano picchiò con leggera trepidanza la porta di una vecchia casa di buona apparenza, con il commento di Abruzzese che potete leggere: anche da questo sardismo non va immune grazie a Deledda. In realtà anche qui, sfogliando i dizionari, anche solo il vocabolario Treccani ci dice che con valore transitivo questo verbo è attestato nell'italiano antico, in particolare in Boccaccio nella giornata nona del Decamerone. E poi anche un ulteriore riscontro nel GTLI, nel Battaglia, quindi un dizionario storico, in cui vediamo che oltre a Boccaccio sono anche altri i testi letterari che registrano quest'uso transitivo del verbo picchiare. Oppure ancora proibire, sempre un verbo intransitivo adoperato transitivamente, con esempi di Grazia Deledda, però lo stesso discorso di picchiare, anche qui si tratta di un verbo che anticamente poteva essere anche transitivo in riferimento alla persona. In questo caso, appunto, con gli esempi tratti dalla Deledda, riportati sia da Massa sia da Abruzzese. E infine il caso di vicinato, che viene adoperato nella forma al plurale nel significato di dintorni o sobborghi. Scrive Abruzzese come fa la scrittrice sarda Grazia Deledda, con un esempio tratto dal Tesoro del 1928. Quindi una serie di forme, diciamo così, che si ritrovano nella scrittura della Deledda, puntualmente messe in luce da questi manualetti. Sono più o meno sempre le stesse forme che ricorrono, però come abbiamo visto per pienare, insomma più o meno sono sempre le medesime forme a ripetersi, però c'è da dire che se anche le forme erano più o meno le stesse, diversa era sicuramente la percezione che ne avevano
i rispettivi autori, per cui poteva capitare che il medesimo sardismo venisse considerato e classificato in un repertorio come un sardismo vero e proprio, in un altro come un meridionalismo e in un altro ancora persino come un francesismo. Su aspetti questi sui quali intervennero non di rado studiosi del sardo o altri insegnanti, alcuni dei quali anche particolarmente noti nel panorama culturale isolano di quel periodo, che nelle loro recensioni criticarono a volte anche piuttosto aspramente l'uscita di questi librettini. Nessuno di questi è diciamo, risultato non ha ricevuto polemiche, lo stesso Romani da parte di Giacomo Dettori, un professore di liceo che scrisse un libello di 34 pagine contro il libricino di Romani, di cui ne contestava metodo, forma, contenuto, compresa la classificazione come sardismi di alcune voci, tra cui ad esempio alzare per salire, che secondo Dettori si riteneva rientrasse invece a pieno titolo nel lessico dell'italiano. Ancora contro lo stesso volumetto di Romani, scrisse un'altra recensione 5 anni dopo rispetto a Dettori Antonio Mocci, professore di liceo, poi docente universitario di storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna e di diritto ecclesiastico presso l'Università di Sassari, che pubblicò nella rivista Vita Sarda, un periodico quindicinale piuttosto noto di scienze, lettere e arti, delle cui pagine si pubblicavano in quegli anni gli scritti giovanili di Grazia Deledda, Enrico Costa e Luigi Falchi, solo per citare alcuni nomi più noti. Mocci in particolare esprime delle riserve soprattutto verso i giudizi esagerati, scrive lui, che Romani aveva formulato sui provincialismi sardi, e alla incompletezza della raccolta, che secondo lui è di certo inferiore rispetto al lavoro precedente sugli abruzzesismi, allega una propria raccolta, proprio repertorio di provincialismi, soprattutto di tipo lessicale e frasiologico, tra i quali inserisce per esempio uscire per divenire. Analoghe contestazioni sulla classificazione dei sardismi, questa volta rivolte a Silvio Massa, si ritrovano in un'altra recensione pubblicata nel 1909 nella rivista Archivio Storico Sardo da Pietro Luzzu, maestro elementare, intellettuale e studioso, che polemizzava nella sua recensione sulla scelta di Massa di considerare sardismi i neologismi, come vediamo nella slide, buchetto per mazzolino di fiori e tiretto per cassetto, vista la loro derivazione dal francese e il loro utilizzo generalizzato presso gli italiani del continente. Per Luzzu, anche qui in disaccordo con Massa, non potevano essere definite sardismi forme quali per esempio creatura per bambino, ragazzo, proporre per stabilire, tazza per bicchiere, in quanto si trattava in realtà di voci puramente improprie, comuni e adoperate da tante regioni italiane, anziché dai sardi soltanto nel linguaggio familiare. E continua Luzzu, erano invece sardismi puri e propri che i sardi usano e perciò senza alcun dubbio da fuggire, scrive lui, le consuete forme già citate del tipo di alzare per salire, entrare per introdurre, pienare, cattivo, cotto e crudo. E anche come Mocci, Luzzu allega in chiusura alla sua recensione un piccolo glossario in cui elenca una serie di altri sardismi tralasciati secondo lui impropriamente da Massa, ma importanti invece perché facevano spesso capolino, scrive nei discorsi e negli scritti di non pochi sardi. Tra questi sardismi spiccano ad esempio Cussorgia, Melone per il toscano Popone e Tanca per vasta estensione di terreno, cinta Murasseco adibita per lo più ad uso pascolo. Ma la polemica sicuramente più dura fu quella di Wagner nei confronti del testo di Abruzzese. Sempre diciamo che è all'interno di una recensione pubblicata nell'Archivio Storico Sardo nel 1911, in cui già bisogna dire che Wagner inizia
nella sua premessa, dichiarando di non apprezzare particolarmente testi come quello di Abruzzese, perché alla fine, diceva Wagner, questo stesso medesimo bisogno pratico che intendevano soddisfare, specialmente in ambito scolastico, li rendeva un po' tutti uguali, no? Molto simili tra loro. Analoga era la suddivisione interna degli argomenti, che ricalcava le note categorie grammaticali, così come era condivisa l'assenza di un metodo scientifico su cui basare l'analisi dei regionalismi raccolti. Si trattava in sostanza, secondo il famoso linguista, di meri elenchi di vocaboli, modi di dire, forme e costruzioni che l'uso regionale adoperava in modo diverso dall'uso letterario e che più si scostavano dalle regole grammaticali. Oltre a questi limiti che, per così dire, Wagner considerava comuni in questo tipo di manualistica, il testo di Abruzzese veniva per di più considerato da Wagner il meno originale rispetto agli altri tre, addirittura il più noioso tra di essi. L'autore, sempre secondo Wagner, non aveva fatto altro che riportare, senza neppure darne conto al lettore, quanto già pubblicato dagli autori che lo avevano preceduto, in particolare da Romani e da Massa. E scrive: perché in fondo l'autore non ha fatto altro che travasare il buon vino degli altri nella propria botte, allungandolo poi discretamente e aggiungendovi alcuni nuovi ingredienti, i quali, come abbiamo dimostrato, non riescono a renderlo più saporito. Ma l'aspetto più controverso, anche in questo caso, riguardava soprattutto la classificazione dei sardismi lessicali che Abruzzese aveva distinto in tre gruppi, e cioè i sardismi veri e propri, ossia l'uso che gli isolani fanno o di vocaboli o di locuzioni che la lingua italiana non registra o che vi hanno un significato diverso, questo secondo Abruzzese. Un secondo gruppo, una seconda sezione era dedicata ai vocaboli e alle locuzioni errate sì, ma comuni agli altri dialetti italiani, meridionali specialmente, e infine un gruppo di vocaboli e locuzioni di importazione francese, per lo più che perciò vanno denominati francesismi e non già sardismi. Una divisione arbitraria, scrive Wagner, e priva di criteri scientifici, perfino dannosa in un libro destinato alle scuole, perché non faceva altro che ribadire errori antichi e diffonderne di nuovi. A detta di Wagner, insomma, Abruzzese si era lanciato nel campo linguistico senza averne la preparazione necessaria. Abruzzese, ad esempio, aveva considerato impropriamente veri sardismi i soliti alzare, pienare, sostantivi come stima, per affetto amore, che andavano invece spiegati, dice Wagner, con l'influsso catalano-spagnolo. Così come, sempre a detta di Wagner, l'ignoranza di Abruzzese in ambito storico-linguistico relativamente alla Sardegna lo aveva portato a escludere dalla lista dei sardismi il verbo entrare con significato transitivo, molto frequente in Sardegna, ma usato anche dai siciliani, pugliesi e napoletani. Questo scrive Abruzzese. Wagner risponde dicendo: mentre questo entrare transitivo corrispondeva all'uso spagnolo, era invece da far corrispondere all'uso spagnolo e si era diffuso laddove gli spagnoli avevano dominato, cioè in Sardegna e nelle province meridionali. Si trattava quindi per Wagner di un sardismo come un altro e poco importava che nel sardo fosse uno spagnolismo. Stesso discorso sui francesismi di Abruzzese, denominazione usata in modo inappropriato dal maestro di scuola per etichettare ad esempio ratto per topo, attestato anche in italiano, e come visto per Massa, buchetto e tiretto, in realtà semplici piemontesismi, come mostra anche la ricerca sul GDLI e sul Gradit. O ancora forme come botto per vaso, vasetto, ricalcate sul sardo e non sul francese. Tante dunque erano le riserve da parte di studiosi e linguisti verso questo particolare filone editoriale, a partire dalla selezione e classificazione arbitraria delle voci raccolte, il che aveva determinato inevitabilmente che i soliti errori si ripetessero da un manualetto all'altro. Problema della classificazione che però mostra bene la necessità non solo a livello didattico ma anche nelle discussioni teoriche di fissare un confine sempre più preciso tra forme sbagliate, i cosiddetti provincialismi, e forme corrette, la cosiddetta buona lingua. Al tempo stesso però va anche detto che gli stessi studiosi, i medesimi studiosi che avevano mosso le loro critiche verso questi libricini,
spesso spendevano anche parole di plauso all'indirizzo dei loro autori, il cui merito era stato di aver comunque messo a disposizione degli insegnanti e degli studenti di allora utili strumenti da usare a fini didattici, a conferma di quanto fosse sentita in passato l'esigenza di poter disporre di nuovi strumenti pratici attraverso i quali sradicare forme e modi del lessico locale dalle abitudini linguistiche degli scolari. Come scrive Luzzu nella sua recensione a Massa, il bravo professor Silvio Massa, insegnante nel ginnasio di Bosa, conoscendo quanto a cuore debba stare ai sardi il parlare e lo scrivere con proprietà ed eleganza, ci offre oggi l'annunziato libretto, che reputo non solo utilissimo, ma quasi indispensabile tanto agli studenti quanto ai maestri della Sardegna. Noi sardi perciò dobbiamo congratularci con lui, già che ritengo come un dovere della più alta importanza l'obbligo che ciascuno ha di conoscere e parlare bene la propria lingua, la quale per noi è l'italiana, cioè l'idioma gentil sonante e puro, tanto vagheggiato e apprezzato dal fiero astigiano. Sarebbe ovviamente fuorviante considerare i nostri manualetti come repertori lessicali affidabili, compilati con criteri scientifici, né d'altra parte avevano la pretesa di esserlo. Tuttavia, al di là dei loro limiti, l'interesse di questi repertori risiede soprattutto nell'analisi della loro capacità, allo stesso modo dei lessici e delle grammatiche pubblicati in quel periodo, di rendere ragione del cambiare dello standard, dell'evolversi dell'uso della comunità linguistica isolana e di rappresentare le possibilità di una lingua che, mentre risolve i conti con i suoi autori e con la tradizione, dirige le sue forze verso un modello pronto a divenire moderno e essere sfruttato appieno nei mezzi di comunicazione di massa. Vi ringrazio. Grazie alla professoressa Caria, grazie Marzia, una puntualissima relazione ricca di esempi sull'italiano regionale di Sardegna, sui sardismi e abbiamo visto anche sulle interferenze linguistiche, non solo tra sardo e italiano, ma per quanto riguarda la Sardegna la produzione testuale può capitare, anzi capita spesso anche tra castigliano e catalano. Esempi che prevalentemente attingono dal contingente lessicali e sono esempi di forme che si trovano nella scrittura della Deledda e contestualmente, ci spiegava la professoressa Caria, nei manualetti di ortografia e corretta scrittura. Devo dire che questi esempi, alcuni di questi, sono esempi che spiegano anche il tormento correttorio del quale si è parlato anche in altra sede la Deledda e che il filologo ha colto nel suo lavoro di comparazione delle diverse redazioni nei processi correttori e di studio delle varianti. Quindi, che dire, il dono Marzia, il dono della buona lingua, come in qualche altra pubblicazione è scritto, il dono della buona lingua per la Deledda è qualcosa che l'accompagnerà per tutta la vita. Ringraziamo ancora Marzia Caria e passiamo adesso perfetto, ti ringrazio Duilio. La farei io. Bene, allora, grazie Dino. Questo adesso si sente, perfetto. Grazie Dino. Vi presento il profilo del professor Macchiarella, che è professore ordinario di etnomusicologia presso l'Università di Cagliari, è vicepresidente dello Study Group of Multipart Singing in the ICTM e Secretary General of the European Seminar in Ethnomusicology. Tra i suoi principali interessi ci sono lo studio delle multipart singing, della musica rituale e dell'analisi formale del canto tradizionale orale. Allora, Ignazio Macchiarella ci presenta un intervento scritto perché non è potuto essere con noi, è impegnato in questi giorni in un congresso
della sua disciplina a Palermo e ci ha mandato il suo intervento che si intitola Tracce musicali negli scritti deleddiani, cioè nelle opere di Grazia Deledda. Mi dispiace non essere con voi a Nuoro stasera, ma impegni precedentemente presi mi portano lontano. Vi mando il mio intervento sperando di dare un modesto contributo all'importante occasione di studio di questi giorni nuoresi. Come è noto, sono un musicologo, non sono uno studioso di Grazia Deledda né uno studioso di letteratura in generale. Sono piuttosto un lettore appassionato di letteratura sarda e soprattutto ho letto molto di Grazia Deledda nel periodo del mio trasferimento in Sardegna una ventina d'anni fa. Conosco ovviamente i contributi di Grazia Deledda sulle cosiddette tradizioni popolari e in particolare i riferimenti al fare musica ivi presenti, una questione di cui tratterà nel prossimo intervento Marco Luzzu. Su questa base, in risposta ad un cortese invito dell'amico e collega Duilio Caucci, che sarei io mentre parlo con voce ventriloqua, che ringrazio ancora per la lettura di questo testo, proverò ad evidenziare alcune significative tracce musicali presenti nei romanzi e nei resoconti deleddiani. Si tratta ovviamente di un lavoro non a carattere inventariale, giusto degli appunti preliminari di ricerca destinati a sviluppi futuri. Per quanto ne so, l'argomento è stato poco indagato, quantunque, come spero di dimostrare, siano molteplici i suoi motivi di interesse. Nei testi della scrittrice nuorese v'è infatti una certa ricorrenza di richiami alla musica e alla sonosfera in generale, che, è subito evidente, non vengono inseriti in maniera casuale, ma con precisi intendimenti funzionali alla narrazione. Richiami spesso fondati sugli interessi di ricerca e sulle conoscenze demologiche maturate in gioventù. Stando a quanto visto finora, si tratta comunque di riferimenti musicali di solito non molto sviluppati, che si può dire riflettano la mancanza di studi musicali dell'autrice e quindi di un adeguato vocabolario tecnico. In vari casi si tratta di brevi descrizioni di aspetti esecutivi che, adeguatamente valutati, possono anche avere un valore di documentazione per la storia della musica tradizionale in Sardegna. In altri casi, il richiamo a certi tratti musicali serve a caratterizzare personaggi e situazioni. Nella descrizione dei paesaggi poi abbondano i riferimenti a componenti sonore, con animali diversi, grilli, uccelli che cantano. Suoni, tracce acustiche diverse compongono quadri sonori idilliaci in una sorta di acustemologia ante litteram. Le pecore di zio Castigu, sta citando dall'Edera, le pecore di zio Castigu pascolavano nascoste fra le macchie in fondo alla radura e il tintinnio cadenzato dei loro campanacci pareva una musica misteriosa, quasi magica, un coro dai tronchi, dai cespugli. Musiche d'arte. Nella maggior parte dei casi la musica chiamata in causa è quella cosiddetta popolare, o meglio di tradizione orale. Non mancano comunque riferimenti alla musica d'arte o musica operistica. Per esempio, in tempi moderni, una delle protagoniste intona un verso, l'altra notte in fondo al mare, rapportabile ad un'aria dal Mefistofele di Arrigo Boito. Il richiamo non è esplicitato nel testo, mentre in Colombi e Sparvieri si cita una citazione, una voce di baritono che accennava un'aria del Mefistofele, testimonianza di una certa persistenza fra i letterati del primo Novecento dell'opera di Boito, la cui prima è stata nel 1868, quindi relativamente vicina. In Cosima si parla di una celebrazione, di una messa solenne da parte del vescovo, la cui, cito, voce era un po' aspra, ma si sperdeva col fumo d'incenso nel rombare nostalgico dell'organo che suonava il coro del Nabucco. Va pensiero sull'ali dorate. Un caso a parte è il passo relativamente esteso nella giustizia in cui si parla del Tannhauser di Wagner,
di cui tratta Roberto Favaro in un saggio del 2001, a cui rinvio. Mi limito qui solo a riportare un breve estratto in cui la nostra scrittrice pare avere una certa competenza nella letteratura pianistica di fine Ottocento. Era il Tannhäuser di Wagner. Nel nuovo spartito Stefano ritrovava qualche cosa di profondamente misterioso. Lo assorbiva dandogli vaghe rimembranze arcane e intimi piaceri, fino ad allora invano cercato negli scherzi di Bruhl, il cui riso argentino, anzi talvolta, lo infastidiva, o negli studi sinfonici di Schumann, che spesso lo lasciavano indifferente. Al di là dell'opera, altri riferimenti alla musica d'arte riguardano la pratica da salotto propria dell'elite socio-economica compaiono dell'epoca, di solito imperniata sul pianoforte, eventualmente in associazione con violino e o chitarra, mandolino, eccetera. Al di là, per esempio, nel Tesoro compare uno dei protagonisti in azione con una delle pratiche salottiere più diffuse, la riduzione per pianoforte di una partitura operistica. L'avvocato Cosimo Bancu era nel suo salotto eseguendo al pianoforte il commovente finale dell'Aida. Nel Cedro del Libano v'è una sorta di breve trattazione sulle diverse musiche, distinguendo fra musiche per l'interno e musiche per l'aria aperta, una distinzione fondamentale nella concezione della musica del tempo. Non mancava la buona musica, pianoforte, violini, chitarre, per certi balli finali, dopo che la contradanza aveva convertito e preso nella rete i più indomiti miscredenti in amore. La fisarmonica poi richiamava in anticipo all'aria aperta, ai prati, alla vita primitiva, infine alle danze tradizionali, che oltre a nascondere l'agguato d'amore, celebrano ricordi e riti religiosi, sopravvivenze di costumi, di usi, di credenze e aspirazioni, nate coi primi uomini, eccetera. Melanconie di fondo. Questo è il sottotitolo di questa sezione. Nelle osservazioni sulla cultura popolare scrive Grazia Deledda: il carattere del nuorese è ardente, è serio. Si direbbe che ha un concetto serio e melanconico della vita. Ve lo rivela il suo occhio nero e profondo, il suo canto monotono, triste e appassionato. Il tema della melanconia compare spesso, come meglio di me sapete, nella produzione deleddiana e viene diversamente sviluppato. Qui mi limito ad osservare come l'associazione canto-musica-melanconia sia decisamente frequente e sempre caratterizzante. Da Elias Portolu. In lontananza, ma molto lontano, quasi veniente dalla remota campagna, ondeggiava un melanconico canto nuorese. Da naufraghi in porto, marciavano, trottavano come puledre, il canto melanconico si spandeva nel freddo. Dall'edera, devoti nella chiesetta sempre più melanconica, proseguivano il loro coro desolato e così via. La melanconia può riguardare l'esito sonoro, il canto, ma anche la qualità dell'intonazione vocale. In Canne al vento il ragazzo, citazione, il ragazzo cantava accompagnandosi e la sua voce acerba d'una melanconia inesprimibile riempiva la notte di dolcezza e chiarore. Oppure la caratterizzazione di una situazione di incontro collettivo, magari durante un rituale di devozione. In Fior di Sardegna si parla di bambine che cantavano spensierate le melanconiche e monotone lodi della Madonnina bionda dai grossi occhi azzurri. Fior di Sardegna. Altro paragrafo, fare musica insieme. Da un punto di vista musicologico, molto importanti sono i riferimenti alle pratiche corali e in generale del cantare e suonare a più voci o a più strumenti. In generale si tratta di un modo di fare musica su cui le fonti scritte ottocentesche e prima novecentesche sono relativamente poco attente, nonostante la singolarità di certe espressioni musicali come il cantare a quattro voci, solitamente chiamato canto a tenore, su cui paradossalmente quasi esistono scarse attestazioni storiche. Con i riferimenti riscontrabili in Grazia Deledda, che certamente conosceva il fenomeno canto a tenore e il cantare a più voci in generale, acquisiscono un particolare rilievo.
Rinviando ancora all'intervento di Luzzu, mi serve qui ricordare un passaggio dai testi demologici in cui il cantare a quattro viene definita una, citazione, musica bizzarra e melanconica, ancora l'aggettivo melanconica, la quale, citazione, da vicino riesce davvero non molto piacevole, mentre da lontano ha una melodia così triste, melanconica, seria e desolata, in cui i tenori coprono la voce del cantore, ma da lontano ha una melodia così triste, melanconica, seria e desolata, vi è tutta la melanconia misteriosa di un popolo triste, isolato, smarrito, di vita selvaggia. La problematicità e particolarità del suono del cantare a quattro, con il sovrapporsi fra il solista e accompagnamento e la complicatezza delle denominazioni terminologiche locali, viene richiamata da Grazia Deledda in più punti della sua produzione. Pochi sono i riferimenti alle pratiche esecutive. Nel complesso si tratta in prevalenza di citazioni di effetti prodotti dal canto corale su singoli o gruppi. Per quanto ho potuto finora accertare, per la nostra nuorese, il termine tenore corrisponde solitamente alla denominazione dessa boghe. Con tenori si indicano i cantori, mentre non pare attestato l'uso di canto a tenore per indicare la tipologia esecutiva o la denominazione complessiva del quartetto, così come è uso oggi. Un interessante accenno descrittivo di una performance è nella Via del Male all'interno di una scena di ballo. Citazione: 3 giovinotti riuniti nel centro di un cortile intonarono a voce il motivo del ballo sardo. La nota del tenore, d'una sonorità selvaggia, pareva venir di lontano da una foresta primordiale, ove un fauno s'era svegliato cantando. Intorno ai cantori il circolo dei ballerini, eccitati dalla caratteristica musica vocale, saltava e strisciava serpeggiante, ora restringendosi, ora allargandosi. Qualche giovinotto emetteva di tanto in tanto un grido selvaggio, di gioia un po' beffarda, e i cantori proseguivano il loro strano bimbarambarambai, bimbaramboi. In un altro passo ancora della Via del Male viene evocata una pratica esecutiva, per quanto ne so, oggi non esistente, o meglio, chissà se realmente mai in uso, non l'ho riscontrata altrove. A voce alta Pietro non osava dire altro, ma siccome non poteva più stare zitto, si metteva a cantare. Cantava a voce spiegata, qualche volta cercando di ripetere anche il coro che accompagna i canti nuoresi. Dal tenore passava al basso e da questo alla mezza voce, poi riprendeva la strofa. Erano le stesse canzoni d'amore che aveva cantato per Sabina. Questo andamento di una voce che salta da una parte armonica all'altra è tecnicamente possibile, ma l'effetto sonoro risulterebbe poco significativo. Va anche detto che la definizione canti nuoresi può indicare la tipologia esecutiva per antonomasia, o meglio dei testi musicali nuoresi. All'epoca tra i demologi canto intendeva testo verbale, al di là delle modalità esecutive. L'espressione, comunque sia, non si dovrebbe riferire al canto coro nuorese come si intende oggi, pratica musicale di cui si hanno le prime attestazioni negli anni '20 del Novecento. La struttura esecutiva del canto a tenore, ossia solista con accompagnamento di cantadores, risulta con chiarezza in varie fonti. Ad esempio, nel Nonno si legge: di notte Giovanni passava cantando sotto le finestruole ove odorava il basilico, ma la sua voce di tenore, accompagnata dal coro vocale di altri giovani cantadores, echeggiava invano nella notte serena. La casa di Soggiu sembrava disabitata. In Elia Sportolo, una voce armoniosa si staglia entro un coro melanconico. Il lontano canto sardo si fece un po' meno lontano. Tra il coro melanconico saliva una voce armoniosa di tenore, nella quale tremolava la voluttà e la dolcezza di quella notte lunare. Elias sollevò il capo colto da un improvviso incantesimo. Dove mai aveva sentito quella voce? Una ricordanza quasi fisica lo fece trasalire. In cenere, invece,
citazione, gruppi di paesani passavano cantando un coro melanconico e appassionato. In Cosima si parla di scenari lavorativi animati dal canto femminile, collettivo, senza precisi riferimenti a pratiche esecutive né descrizioni tecniche, se non per una generica alternanza coro-canto solista. Citazione. Le donne che all'ombra del cortile spazzavano mucchi di mandorle, ridevano e cantavano stornelli paesani, facevano un contrasto ben curioso coi rondò preziosissimi. Leoneddas, questo è un altro paragrafo, ugualmente di grande interesse sono i richiami relativi alle Leoneddas, vale a dire Launeddas. Sull'uso di questo termine rinvio ad un noto e fondamentale saggio di Giulio Paulis. In diversi casi si tratta di attestazioni che immediatamente caratterizzano certi personaggi. Nella raccolta Nell'Azzurro, ad esempio, il singolare personaggio di Cicitella, trovatella di nobili origini, allevata da uno zio pastore in uno scenario incontaminato, è un'abile suonatrice le cui qualità musicali sono parte della sua quotidianità fra i boschi e i nuraghi. Ecco nella novella Vita Silvana, citazione, Cicitella che si lavava al ruscello, Cicitella che suonava deliziosamente le Leoneddas. Uno strumento usato nella stessa novella per il controllo della natura. Citazione, ogni giorno, ogni momento non le bastava più il mormorio del ruscello, lo stormire delle fronde, il belare del suo gregge e il canto degli uccelli. Non le bastavano più, no, quegli indistinti rumori che parevano acquietarsi paurosamente quando il suono delle sue Leoneddas e il ritmo bizzarro delle poesie risuonavano argentini e melanconici. Finiva col ridere graziosamente di queste melanconie. Oppure a conclusione del racconto, citazione, ancora Cicitella sorrise per dimostrare a suo padre che non era triste, discese insieme a lui nella sala e mentre una signorina suonava il piano, ella cantò una poesia in dialetto, appunto, sardo. Poi a sua volta suonò le Leoneddas, applauditissima. Ogni autunno Cicitella, alta, elegante, bellissima, viene nel luogo d'oro e vestita da amazzone visita le nostre valli, canta i nostri stornelli, parla il nostro dialetto, suona le Leoneddas e chiama la Sardegna, il mio paese. Particolare rilievo a un altro passo di questa novella in cui si dice che Cicitella non ha bambole o giocattoli, vive in mezzo alla natura e sa, citazione, suonare le Leoneddas. Zio Bastiano non sapeva suonare questo armonioso e semitico strumento, ma Cicitella aveva preso lezioni da un pastore del Campidano e non solo suonava arie anche che lo stesso Meyerbeer avrebbe ammirato, ma sapeva persino fabbricare quel flauto di canne. Deledda evidentemente sta attenta ad evidenziare che le Launeddas sono uno strumento campidanese e non di tutta la Sardegna o delle montagne del centro-nord, in cui la storia è collocata tirando in ballo un anonimo pastore del Campidano, che mi pare non compaia più nel racconto. Il richiamo al musicista da parte sua è significativo per altro verso. Circolava infatti nelle fonti di fine Ottocento una storia non provata secondo la quale le 16 battute di apertura dell'Africaine sarebbero ispirate da melodie che si eseguivano a Cagliari durante la Settimana Santa. Sarebbe stato il tenore Mario De Candia a suggerire tali melodie al compositore tedesco, il quale ne avrebbe variato la forma, introducendone le opportune modificazioni, stando almeno ad una cronaca del tempo che ha studiato Roberto Milleddu. La nostra scrittrice era dunque informata della questione e con prospettiva romantica la riporta più volte, anche non tenendo conto della provenienza dalla Settimana Santa. Nella Giustizia il personaggio colto musicista di cembalo, di Stefano ad esempio, si rende conto che, citazione, un tintinnio di capre che tornavano dai pascoli gli ricordava una sinfonia del Meyerbeer, nella quale risuonava una caratteristica melodia di Leoneddas o pifferi sardi. Il passo presenta una nota a piedi pagina con l'esponente sul nome del compositore
in cui è scritto semplicemente le 16 famose battute dell'Africana. Va detto che all'ascolto della composizione di tale provenienza non ha alcun riscontro e non si riconosce nell'introduzione alcuna melodia sarda o cosa del genere. Da segnalare, tra gli usi della Leonedda, anche il riferimento improprio dal punto di vista terminologico a strumenti effimeri a fiato nel racconto Colombe e Sparvieri. Citazione. Dopo mezzogiorno, sebbene Pretu suonasse le sue Leoneddas d'Avena seduto all'ombra fuor della porta e a quel ronzio dolce e monotono come il rumore d'un piccolo zampillo, anche le mosche s'addormentassero, egli non poté chiudere occhio. Si tratta verosimilmente di ciò che in altre fonti, riporta anche Benson, è chiamata rustica zampogna realizzata dagli steli dell'avena selvatica. Un altro interessante richiamo si trova nel Vecchio della Montagna, nell'intervento di Zio Pietro sui ricchi uomini come noi. Citazione. Fanno all'amore con tutte, ma non amano e non sono amati da nessuna donna. Suonano, suonano. Ah, figli del cuore mio, suonano come ronza la mosca in autunno quando sta per morire. E a te che impedisce di suonare? Va nella valle, taglia le canne tenere e fa un paio di leoneddas come i pastori del Campidano. La tua musica sarà sempre migliore di quella della chitarra dei signori. Un passaggio forte in cui lo specifico strumento, in cui lo specifico riferimento alla musica rivela una notevole efficacia. Non va infine dimenticato il racconto breve, La nascita delle Leoneddas, vecchia leggenda musicale, 1894, in cui l'antico pastore Sadur salva se stesso e la famiglia dagli assalitori fenici, mettendo insieme certe, citazione, erbe filamentose e unendo, citazione, in fila i suoi flauti, formando la prima delle Leoneddas sarde, con la quale egli riuscì a suonare abilmente una melodia malinconica, melodiosa, discretamente sonora, che incanta i nemici e il loro giovane capo. Una narrazione va da sé che non ha altri riscontri in alcuna fonte. Altri richiami musicali, e ci avviamo alla fine. Quanto visto finora è solo una piccola parte dei riferimenti musicali trovati nel corpus della scrittrice. Non mancano ad esempio richiami metaforici o in cui si richiama la musica per rendere in qualche modo l'indicibile. Nella Bambina rubata si legge: la vigna era in fiore e tutta vibrante di lucciole. Oh, solo con la musica si potrebbe esprimere la dolcezza e lo spasimo di quell'attimo. Nel Paese del vento si legge: il vento, non arrivato ancora al massimo della sua forza, aveva una voce d'invito come una musica che eccita alla danza o alla marcia. In diversi casi vengono riportati testi di canti tradizionali. Nel racconto natalizio per ragazzi, Il dono di Natale, si legge: le campane suonavano, le donne cullavano, i bimbi cantando, Zunninni cheddu no potta manteddu, ne manco curittu in tempus de vrittu. Nonnara titia, dormi, vida e coro e riposa a ninnia. Ancora oggi uno dei testi con più ampia diffusione, diversamente eseguito in musica del periodo natalizio. Nell'Edera, una voce dolce e sonora cantò in lontananza una soave battorina, amore, accompagnata da un coro melanconico di voci giovanili. Sosoio, Sacarabella, Zupilubrundu, Decchidu, pro me non vi torrà mai, cudu reposu perdidu. Ah, perdidu, Decchidu perdidu, scusate, ma ormai non parlo più sardo, non parlo più il dialetto, come si dice. Alla tipologia del canto a chitarra nelle due varianti gallurese e logudorese, possibilmente trattandosi di ottonari, un canto in re o una filugnana rinvia un passaggio in fior di Sardegna. Appena schitta pubidu, su coro mindasfuradu, amore mas promettidu, amore tapo giuradu, attenta su mondo infidu, no cheret contrariare. Cenni a strumenti effimeri o giocattolo, al di là di quanto visto per Benson, sono altresì presenti in Fior di Sardegna, citazione, non essendo riuscito ad avere il sonette Predu, si contentava
di certi minuscoli pifferi fatti da lui con grossi steli d'avena, seduto sul ciglione. Egli suonava il motivo del ballo sardo dei Gosos di San Francesco e il ronzio della sua Leonedda, in nota viene messo piffero, si confondeva con quello dei mosconi. Nella casa del poeta viene citato uno strumento giocattolo. Uno dei bambini accompagna il gioco degli altri col filo di musica che sgorga da un flauto di avena. Mentre rinvio, dice in conclusione Ignazio Macchiarella, mentre rinvio ad altra occasione le osservazioni sul canto degli animali e sul paesaggio sonoro, concludo segnalando velocemente le citazioni dei richiami dei venditori ambulanti nel deserto. I rivenditori di frutta, di erbaggi vantavano la loro merce, alcuni gridavano con voce tenorile aggettivi sonori. Fine della citazione, testimonianza di una pratica oggi sparita anche a seguito di strani interventi amministrativi. Ma questa è un'altra storia. Grazie per l'attenzione. E noi ringraziamo Ignazio per il contributo. Benissimo. Allora, visto il tempo, io direi di chiudere con l'intervento di Marco Lussu sulle la musica popolari e musica accolta a Nuoro al tempo di Grazia Deledda. Marco Lussu è ricercatore di etnomusicologia presso l'Università degli Studi di Cagliari, ha condotto ricerca sul campo in Sardegna, a Cuba e in Guinea Equatoriale, occupandosi di rapporti tra musica e religione, poesia improvvisata, analisi della performance e cultura hip hop. È responsabile scientifico dell'Enciclopedia della musica sarda e di diversi musei multimediali sulla musica e la cultura della Sardegna. È autore e curatore di oltre 20 documentari etnomusicologici, chiedo venia, e di numerose pubblicazioni, tra cui Non poto reposare, il canto d'amore della Sardegna del 2017 e Deus ti salve Maria, l'Ave Maria sarda tra devozione, identità e popular music. Allora, prego. Buon pomeriggio a tutti e tutte, mi dispiace molto non avere l'opportunità di essere fisicamente lì con voi in questa giornata di studi e mi scuso anche per questo abbassamento di voce che purtroppo mi affligge in questi giorni. La mia relazione verte sulla musica a Nuoro al tempo di Grazia Deledda e Nuoro è in effetti un osservatorio estremamente interessante per indagare le dinamiche del fare musica in quei centri della Sardegna che non sono le grandi realtà urbane come Cagliari e Sassari, ma che non sono neanche i piccoli villaggi rurali disseminati in tutto il territorio regionale. Nuoro come Oristano, Zieri, Tempio, Iglesia, Salghero, Bosa e altri ancora sono sedi vescovili che affidano la loro musica alla Schola Cantorum e all'organo. Sono i luoghi in cui dopo l'Unità d'Italia nasceranno le prime bande civiche e i centri in cui si diffonderà ben presto il canto corale. Sono città nelle quali è presente una borghesia che in molti casi pratica o apprezza la musica d'arte e il teatro, ma nelle quali allo stesso tempo è ben presente la musica di tradizione orale, che è radicata invece nelle aree rurali circostanti. E ancora città nelle quali, a partire dalla prima metà del XX secolo, avremo le prime avvisaglie di una nascente popular music. C'è un dato numerico che forse vale la pena di ricordare per comprendere meglio il contesto in cui ci muoviamo, ovvero il numero degli abitanti di Nuoro. Neanche a farla apposta, il 1871, anno della nascita di Grazia Deledda, e il 1936, anno della sua morte, sono gli anni del censimento generale della popolazione. Un arco temporale di 65 anni nel quale Nuoro raddoppia la sua popolazione passando da poco più di 5.000 a poco più di 11.000 abitanti. Nel mio intervento cercherò di offrire uno spaccato della musica che si faceva a Nuoro a quel tempo, musiche che certamente la Deledda ha avuto modo di ascoltare, che sono state un elemento centrale del paesaggio sonoro negli anni della sua giovinezza, musiche che non sempre l'hanno incuriosita tanto da approfondirne la conoscenza, musiche che hanno ispirato la sua produzione letteraria nelle forme e nei modi che Ignazio Macchiarella ha descritto prima di me, e musiche che hanno continuato a essere praticate e a evolversi negli anni che Grazia Deledda ha trascorso a Roma.
Sono diverse le fonti che ci consentono di ricostruire questa vitalità musicale e ve ne racconterò alcune passando ora alla proiezione delle slide. Una prima interessante fonte sono i quotidiani. Roberto Milleddu, che presenterà il concerto stasera, ha fatto un interessante lavoro di spoglio e catalogazione degli articoli a tema musicale apparsi sui quotidiani sardi del secondo Ottocento, nei quali troviamo anche alcune interessanti informazioni sulla musica a Nuoro. Una prima notizia viene dall'Avvenire di Sardegna, pubblicato il 20 aprile 1876, nel quale è scritto che alle ore 7 pomeridiane di ieri le porte del teatro furono aperte al pubblico. 4 distinte signore stavano al vassoio allo scopo di custodire le offerte che venivano fatte. Fu aperta l'accademia con un inno alla beneficenza cantato da 7 fanciulle e 15 artigiani ed accompagnato da 3 pianoforti, sui quali facevano scorrere le loro dita 6 distinti dilettanti. Il nobile giovane Priamo Galisai, che l'aveva composto e musicato, ne aveva la direzione e mercé la sua abilità e talento musicale, congiunta alla perizia dei dilettanti, l'inno fu eseguito in modo da riscuotere i generali applausi. Questa fonte ci mostra molto bene come a pochi anni dalla nascita di Grazia Deledda a Nuoro fosse presente una classe composta da artigiani, di amatori e appassionati di musica colta. Priamo Galisai è stato un musicista originario di Nuoro che in realtà a Nuoro ha trascorso solo i primi anni della sua vita per poi trasferirsi in Nord Italia e in Svizzera. Pianista e compositore, è stato autore di un'opera lirica intitolata Rosella, ma in questo contesto mi interessa sottolineare in particolare questo Mattinata di marzo, un adagio per voce e pianoforte composto nel 1895 con liriche di Grazia Deledda. Un articolo dell'Avvenire di Sardegna del 23 giugno 1882 ci mostra invece come la Regia Scuola Normale fosse un luogo nel quale si praticava la musica. Cito l'articolo: chiuse la festa alla distribuzione dei premi e numerosi fanciulli e fanciulle i quali, dopo aver recitato poesie ispirate ai più nobili sentimenti di patria, eseguirono delle belle evoluzioni ginnastiche alternando tra continui e meritati applausi alle mosse del corpo dei canti corali che diedero a divedere quanto possa e valga e quanta modestia s'asconda nella non comune coltura del bravo e simpatico signor Quirico Ganga. Sullo stesso quotidiano, l'8 maggio del 1885, è scritto che il giorno 30 aprile gli allievi maestri della Regia Scuola Normale si recarono a Orani per una passeggiata pedagogica. Vennero accolti dagli studenti e dalle scuole comunali del paese. Prima della partenza, i partecipanti cantarono l'inno sardo, composto nel 1872 dal professor Secchi Dettori per la seconda esposizione sarda e musicato dal maestro Gnocchi. Ancora nell'Avvenire di Sardegna, il 9 gennaio 1882, troviamo una notizia relativa alla presenza di una banda musicale a Nuoro. Anche la banda cittadina, diretta dal maestro signor Cintura, rallegrò con le sue armonie l'agape fraterna, che lasciò in tutti quelli che vi presero parte il vivissimo desiderio di una seconda edizione. La direzione della banda di Nuoro passò nel 1906 al maestro Giuseppe Raschel. Flautista, esponente di una delle più importanti dinastie di musicista attive in Sardegna sin dall'Ottocento, Giuseppe Raschel fece una carriera come direttore di banda, prima a Tempio Pausania, poi nel 1903 a Macomer e finalmente nel 1906 a Nuoro. Giunto a Nuoro, Giuseppe Raschel trascorse nel capoluogo barbaricino il resto della sua vita e qui conobbe Salvatore Sini, avvocato e poeta originario di Sarule. I due coltivarono una bella amicizia e iniziarono un proficuo rapporto di collaborazione artistica. Diverse poesie di Sini vennero musicate dal maestro Raschel, opere di cui vi parlerò meglio tra poco. Abbiamo visto prima come esperienze corali erano già presenti a Nuoro nella seconda metà dell'Ottocento, ma queste esperienze ebbero una nuova vitalità in epoca fascista, grazie all'Opera Nazionale Dopolavoro che incentivò in tutta Italia la formazione di cori e nonché occasioni di raduno nazionale nei quali le diverse delegazioni e diversi cori potevano incontrarsi e competere tra loro. Il quotidiano La Stampa
racconta di uno di questi raduni avvenuto a Venezia nel 1928 in un articolo dal titolo Riti italici, canti e musiche nello sfavillio d'oro della laguna. In questo articolo è scritto che la Sardegna col gruppo di Nuoro ci offre le cerimonie domestiche dello sposalizio e del battesimo ed il canto dei muttos e balli. A questi raduni partecipavano delegazioni di uomini e donne che indossavano l'abbigliamento tradizionale, rappresentavano dei riti o delle cerimonie delle diverse regioni e spesso cantavano. Il riferimento a quei muttos probabilmente rimanda a un'opera composta da Sini e Rachel, che sono i muttos sardos, che vedete riprodotti in queste cartoline postali dell'epoca. Si tratta di un canto conosciuto ancora oggi, in realtà più conosciuto con il titolo Insumonte Gonare, appunto originariamente composto da Rachel su testo di Sini e che ancora oggi viene ampiamente eseguito. Un altro di questi raduni nazionali in epoca fascista si tenne a Genova nel 1903, ne rende conto ancora una volta la Stampa, dove è scritto che la Sardegna, ove ancora così vivi sono i costumi locali, avrà ben 3 importanti e interessantissimi gruppi. Si tratta in realtà di delegazioni provinciali e più avanti ci dice che il gruppo di Nuoro, coi costumi di Nuoro, Oliena, Ollolai, Orgosolo, Fonni e Dorgali, con canti, corali e balli locali accompagnati da chitarra e fisarmonica. 3 anni prima si tenne un altro raduno a Firenze, questa volta organizzato dall'Opera Nazionale Balilla, ne rende conto La Nazione, in cui è scritto: poi ciascun gruppo si è esibito nelle sue danze e nelle più tipiche canzoni. Il pubblico più e più volte è scoppiato in entusiastici applausi e ogni gruppo, al termine della sua esibizione, è stato salutato da vivissimi e ripetuti applausi. Particolare entusiasmo hanno destato i gruppi di Napoli, Catania, Nuoro e i canterini di Ravenna. Un'altra interessante fonte per scoprire la musica in uso a Nuoro al tempo di Grazia Deledda ci viene fornita proprio dalla stessa Deledda. In Tradizioni popolari di Nuoro, ovvero un insieme di 12 articoli che la Deledda pubblicò tra il 1893 e il 1895 sulla Rivista delle Tradizioni Popolari Italiane di Angelo De Gubernatis, la Deledda parla di usi e costumi di Nuoro dell'epoca e ci fornisce diverse informazioni di carattere musicale. In alcuni casi accenna e in altri casi ci fornisce informazioni più dettagliate che normalmente riguardano i testi, accenna alla presenza di canti infantili come filastrocche e ninna-nanne, in più passaggi fa riferimento all'uso delle lamentazioni funebri, cioè degli attittidos, ci dice inoltre che si usava cantare e ballare dopo i pranzi nuziali e ancora fa riferimento a Sugandelariu, una questua fatta l'ultimo dell'anno dai bambini che usavano intonare un canto del quale la Deledda riporta il testo. Particolarmente interessanti in Tradizioni popolari di Nuoro sono le informazioni relative alla musica religiosa. La Deledda riferisce della presenza di canti, molti dei quali in sardo durante le funzioni religiose, in questo passo del quale vorrei leggervi alcuni estratti. Al cominciare della messa, un uomo e una donna intonano il rosario, dicendo la metà di un'Ave Maria in dialetto si comprende. Il popolo risponde all'altra metà per tutta la posta. Dopo si canta il Kyrie nella stessa guida. Il cantore di remo intona 3 versetti e il popolo risponde l'Ora pro nobis. Poi recita a sua volta altri 3 versetti e via così. Dopo il Kyrie la Salve Regina, poi l'offerimento rituale tradotto in dialetto e anche in dialetto il Dio sia benedetto o Dio ti salvi Maria. In ultimo si intona il perdono con una musica affatto speciale, umile e triste nella sua solennità. Se in tempo di novena si cantano i Gosos, laudi di santi di cui diamo qualche saggio. La Deledda dedica grande attenzione agli inni religiosi, riportando una trascrizione musicale, riportando diversi testi, facendo anche riferimento alla esistenza di Gosos satirici, quindi canti basati sulla stessa forma metrica e intonati con la stessa melodia degli inni religiosi, ma appunto di tema satirico profano in qualche modo. Sempre la Deledda ci offre una delle prime attestazioni della presenza del canto a tenore a Nuoro. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici del funzionamento di questo canto, si affida a una lunga citazione tratta dai Canti popolari amorosi di Egidio Bellorini, pubblicati nel 1893, e lei invece si limita a una considerazione personale che ci mostra in qualche modo come la Deledda
non gradisse particolarmente o, se vogliamo, non fosse in grado di apprezzare il canto a tenore. Scrive infatti la Deledda: da vicino questo canto riesce davvero non molto piacevole. I tenori coprono la voce del cantore e tranne il primo verso riesce difficilissimo sentire gli altri. Ma da lontano una melodia così triste, melanconica, seria e desolata che chi scrive queste righe, ogni volta che l'ascolta, pensa involontariamente ai paesaggi strani del Nuorese, pianure desolate e palustri e chine rocciose tinte di rosa del tramonto solitario. Vi è tutta la melanconia misteriosa di un popolo triste, isolato, smarrito in vaste campagne silenziose, un ricordo indistinto di vita selvaggia, una speranza tristissima, indefinibile. Il canto a tenore, questa forma di polifonia a 4 voci e 4 parti eseguita da soli uomini, ancora oggi molto praticata in tutta la Sardegna centrale e a Nuoro, avrete modo stasera di sentirla, è attestata anche in questa bella illustrazione di Francesco Ciusa risalente al 1925, intitolata Il coro dei mietitori, illustrazione nella quale si possono chiaramente riconoscere le posture e le gestualità che ancora oggi caratterizzano il canto a tenore. I riferimenti della Deledda agli usi musicali di Nuoro prosegue con questa citazione che trovo particolarmente interessante. Scrive la Deledda: si usa anche cantare sull'organetto, cantare a boghe de organitto, ma è un metodo adoperato solo dai popolani adolescenti e da sos artistas, cioè dagli artigiani. I contadini, massaios e tutti i popolani seri di una certa età disprezzano l'organetto. La chitarra poi è dei soli signori. Interessante è l'attestazione dell'uso a livello popolare dell'organetto, uno strumento a mantice, figlio dell'epoca industriale, brevettato nella seconda metà dell'Ottocento, che appunto alla fine dell'Ottocento, ci dice la Deledda, era già arrivato a Nuoro e veniva utilizzato nelle musiche di tradizione orale. L'organetto è evidentemente una novità, apprezzata dai giovani artigiani e disprezzata invece dai contadini di una certa età. Altrettanto interessante è questo riferimento alla chitarra, che viene descritto dalla Deledda come uno strumento utilizzato da uno specifico strato sociale, che è diciamo quello delle classi più elevate. È interessante il fatto che pochi anni prima Giulio Fara, descrivendo gli usi musicali di Cagliari, fa lo stesso riferimento, cioè parla della presenza della chitarra, ma facendo la distinzione tra classi sociali e collocando appunto lo strumento a corda nelle classi, diciamo, piccolo borghesi in qualche modo. Che uso si facesse della chitarra a Nuoro alla fine dell'Ottocento è una questione, credo, ancora aperta. Da un lato saremmo portati a pensare che la chitarra venisse utilizzata nei generi tradizionali di quello che oggi si chiama il canto a chitarra logudorese, genere nel quale si eseguono canti che prendono il nome di canto in re, muttos, galluresa, tempiesa e anche nuoresa. Ci troviamo in un ambito di musica di tradizione orale. Non sappiamo se effettivamente la chitarra venisse utilizzata a Nuoro per eseguire questo tipo di canti, ma altre fonti mostrano molto bene come la chitarra fosse utilizzata per riadattare dei brani che nascevano come musica d'arte, come musica scritta. Un caso emblematico e evidente è quello di Adiosa, più conosciuta come No poto reposare, è divenuto oggi il canto d'amore in lingua sarda più conosciuto dai sardi e non solo, un'opera con testo di Salvatore Sini e musica di Giuseppe Raschel. La prima esecuzione di quest'opera risale all'ottobre del 1915 e venne eseguita come intermezzo durante una rappresentazione teatrale nella sua versione originale per voce e pianoforte. È interessante però vedere i diari di Salvatore Sini che ci danno varie informazioni sulla circolazione di questa canzone. Questa è la pagina del diario di Salvatore Sini dell'11 ottobre 1905, nel quale l'avvocato di Sarule scrive: «Rientrai tardi e stanco, scrissi in viaggio il Signore del Vento. Cicita mi disse che la notte scorsa alcuni si sono fermati presso casa mia a cantare la poesia Adiosa con chitarra. Adiosa era stata presentata al pubblico per la prima volta pochi giorni prima, Sini si trovava fuori per lavoro e rientrato la moglie Cicita fa riferimento al fatto che questo canto, come dire, fosse già diventato popolare, fosse già stato riarrangiato in una versione per chitarra che i giovani eseguivano per le strade di Nuoro. Ma la pagina più nota
del diario di Salvatore Sini è probabilmente questa. Durante la prima esecuzione pubblica di Adiosa, Sini aveva avuto dei problemi di salute e non aveva potuto assistere all'esecuzione. Passò oltre un mese perché l'avvocato potesse ascoltarla. Bisognerà infatti aspettare il 26 novembre, come annota Salvatore Sini nel suo diario, che scrive: venne il maestro Rachel Giuseppe che musicò Adiosa Concerto d'Ore Luigi, che cantò la poesia con accompagnamento di chitarra e mandolino. Il motivo è indovinato e i versi furono cantati bene. Sentii stupore, dolore, gioia, terrore. Questo è lo stato d'animo che prova Salvatore Sini quando per la prima volta sente appunto la sua Adiosa, ormai non più nella versione originale accompagnata dal pianoforte, ma in questo caso con un altro accompagnamento ancora fornito dalla chitarra e dal mandolino. La chitarra viene dunque utilizzata a Nuoro da giovani, probabilmente borghesi, che si divertivano a eseguire vari repertori, tra cui appunto arrangiamenti di brani d'autore nati come musica scritta. Queste fonti mostrano anche la circolazione di Adiosa, che a un certo punto approda alla prima registrazione discografica. La registrazione venne realizzata da Maurizio Carta, un tenore originario di Mogoro ma vissuto a Oristano, che negli anni 30 incise vari dischi 78 giri per diverse etichette discografiche. Quella che vedete qua è una pagina tratta dal catalogo della Columbia, che riporta appunto 4 dischi incisi da Maurizio Carta, ma Carta incise anche per un'altra etichetta discografica che è la Pathé Actuelle, questo disco appunto nel quale troviamo la prima incisione di Adiosa. I cataloghi della Pathé Actuelle sono irreperibili, sul disco non è riportato la data, ma diciamo incrociando diverse fonti si può ipotizzare che questo disco fosse stato ipotizzare che questo disco sia stato inciso proprio nel 1936, nell'anno in cui Grazia Deledda morì. Per la prima volta viene inciso Adiosa, il non potrò riposare, il canto composto a Nuoro che nei 20 anni precedenti ha ampiamente circolato, e proprio facendovi ascoltare una prima strofa di questa incisione storica vorrei concludere il mio intervento e ringraziarvi per l'attenzione. Non posso riposare, amore caro, mentre nati e solo un momento. Noi stessi in scrittura avremo da solo le indispiacere pensamento. Non sicuro che sia solo bravo, chi la morte l'amo, l'amo, l'amo. Ringraziamo il professor Lussu per averci donato questo contributo ricchissimo, davvero ricco di informazioni di intertestualità preziose, che chiude con i linguaggi musicali, la seconda sessione sui mondi della Deledda, chiude con le relazioni perché Diego Pani, lo ringrazio con generosità per ragioni di tempo, rinuncia all'intervento orale che però leggeremo per iscritto negli atti. Chiude con le relazioni, tuttavia l'offerta continua alle 20:30 con il concerto a cura di Roberto Milleddu in collaborazione con il Conservatorio Pierluigi da Palestrina di Cagliari e l'Abimus Università di Cagliari. Vi ringrazio davvero tanto. Ci rivediamo qui, io credo alle 20:30, quindi alle 20:30 a posto? Grazie.